Buongiorno a tutti e bentrovati. Faccio un buongiorno alle persone presenti, ma anche a chi si è collegato in questo momento attraverso YouTube in diretta. Sono tanti, più di un centinaio, anche nella sala, lo dico a chi ci sta seguendo in streaming. Ringrazio chi ha organizzato e ringrazio i relatori che si seguiranno in questa mattinata, un momento importante perché andiamo a presentare il complemento regionale per lo sviluppo rurale al piano strategico nazionale della PAC. Avete visto, mentre attendevamo appunto dei filmati, delle testimonianze di quelli che sono stati beneficiari del PSR 2014-2020 e potrete poi rivederli nel corso della nostra mattinata. Do alcuni dettagli tecnici. Avremo una pausa attorno alle 11 per un coffee break, poi proseguiremo fino alle 12:30. Ci sarà spazio per le vostre domande. So che già qualcuno è molto tecnologico, ha iniziato. Nella borsetta che avete nello shopper c'è un QR code. Ovviamente dovete scannerizzarlo ed entrare. C'è una tecnologia che si chiama Padlet, è molto semplice perché andate direttamente, dove potrete fare le domande ai relatori. Vi chiedo una cortesia, perché so che già qualcuno lo ha fatto, di mettere il nome e anche la vostra organizzazione, in modo che poi possiamo dare risposta alle vostre domande. Ci sarà appunto l'ultima mezz'ora della nostra mattinata in cui daremo risposta alle vostre domande. Dovete scegliere la tematica alla quale rivolgere la domanda e quindi al relatore, e poi appunto provvederemo. Vi chiedo di farlo tra l'altro non alla fine della mattinata se possibile, ma nel corso della mattinata, in modo che noi poi prepariamo le risposte, cerchiamo di dare risposta proprio entro la mattinata. Altre cose. Tutto questo, quindi anche la mattinata di oggi, la potrete rivedere sul canale YouTube, in particolare sul sito che oggi andremo anche a presentare, il sito nuovo relativo ovviamente al complemento, dove troverete tutto, anche tutti i materiali da scaricare, un vademecum, ma anche il complemento intero. Riceverete tutti lunedì mattina anche un sondaggio di gradimento. Vi chiedo di completarlo in modo che ci possa aiutare nello sviluppo di ulteriori iniziative. Mi sembra di aver detto quasi tutto dal punto di vista tecnico, poi andremo appunto a raccontare nel corso della mattinata ulteriori iniziative. E intanto sono felice di aprire questa mattinata, in particolare di guardare al futuro con il complemento. E quindi io passo subito la parola all'assessore all'agricoltura, ai fondi UE, al turismo, al commercio con l'estero, l'assessore Federico Caner, che apre questa nostra mattinata e questo futuro dell'agricoltura veneto così importante. Bene, grazie, buongiorno a tutti innanzitutto, desidero ringraziare il Paternaliato, tutte le persone che sono presenti qui oggi, ma in particolare anche al tavolo con me non solo il dottor Comacchio Contarini, ma anche tutta l'area dell'agricoltura e foreste, quindi i dirigenti, funzionari che ci hanno aiutato in questo lungo lavoro, e anche vedo la consigliera regionale Guarda, che ringrazio per essere presente, perché insomma penso che anche il Consiglio debba essere edotto, informato non solo in maniera ufficiale con gli strumenti appropriati, ma anche durante riunioni di questo tipo. Oggi è un evento importante perché presentiamo lo strumento che accompagnerà per i prossimi 5 anni lo sviluppo dell'agricoltura veneta. Visti gli eventi degli ultimi 3 anni, tutti siamo consapevoli che dopo un periodo di relativa stabilità i prossimi saranno anni di maggiori incertezze, di cambiamenti economici, di cambiamenti tecnologici. Anche le relazioni internazionali cambiano tra paesi per effetto anche di queste incertezze, anni nei quali gli esperti ci dicono che ovviamente il cambiamento climatico peserà molto sul nostro sistema e si paleserà nei suoi effetti più, diciamo, completi, e nei quali verranno un po' ridefinite anche tutte le nostre strategie. Del resto basta vedere cosa sta accadendo anche nei giorni nostri, e vediamo il tema per esempio dell'acqua, della siccità, che ci sta preoccupando non poco. Nel lungo percorso che abbiamo avviato dal 2018 per preparare gli strumenti di sostegno che presentiamo oggi, abbiamo percepito che il settore agricolo comunque agroalimentare e rurale di tutto il Veneto non sia, diciamo, passivo rispetto a tutto ciò, ma si stia attrezzando per diciamo, affrontare questi cambiamenti. Lo vediamo
da tante cose, dagli investimenti che vengono fatti, ma per me è positivo che il settore non stia chiedendo in particolare sussidi, ma stia chiedendo appunto sostegni per affrontare questo cambiamento. E vediamo che lo sforzo è in atto da parte di tutti gli operatori del sistema agricolo. Chiede sostegni per il ricambio generazionale delle imprese agricole, chiede sostegni per gli interventi per quanto riguarda il tema delle nuove tecniche di coltivazione, per le nuove tecnologie che devono essere applicate, per il tema della sostenibilità ambientale. Ecco, ovvio che noi, io e anche i miei collaboratori su questo ovviamente portiamo particolare attenzione, perché effettivamente gli obiettivi, insomma, a livello anche di Commissione Europea puntano su questo, Green Deal, Farm to Fork e quant'altro. Io però amo sempre ripetere, lo dico in maniera chiara, e l'ho detto anche ieri al Ministro Lollobrigida, ci siamo trovati con un confronto CPA, Commissione Politica Agricola, e con tutti gli altri assessori, che ricordo sempre che il tema della sostenibilità non è solo ambientale ma è anche economica e sociale, e quindi prima cosa è garantire la sopravvivenza delle nostre aziende agricole nel territorio, e fare agricoltura oggi non è facile. Molte delle direttive che arrivano, penso anche al tema della qualità dell'aria, vedo il presidente dell'ARAV qua presente, penso al tema della zootecnia nel nostro territorio, se continuano certe diciamo strette a livello europeo sarà difficile fare zootecnia qua, e quindi insomma su questo sarebbe anche interessante aprire delle riflessioni. Però dicevo, il sistema chiede diciamo, investimenti e strumenti per affrontare queste sfide, chiede sostegni per usare l'acqua in modo efficace, risparmiandola, lo dicevo prima, siamo in una situazione di grande difficoltà da questo punto di vista, chiede sostegno per continuare le attività agricole a presidio dei territori fragili, e quindi penso al tema della montagna e della collina, e tutto questo certo per una redditività che deve essere considerata ovviamente equa e dignitosa per gli agricoltori, proprio per il tema che vi dicevo prima, cioè sostenibilità ambientale ma anche economica e sociale. La responsabilità che abbiamo mia, della Giunta, ma anche di tutti gli uffici che sono presenti qui oggi, è quella di lavorare per far sì che la politica agricola comune ci metta in grado di disporre uno strumento di accompagnamento adeguato alla portata di questi cambiamenti. Come ricorderete, le risorse del bilancio europeo destinate alla PAC complessivamente sono state ridotte, e perciò abbiamo faticato non poco da questo punto di vista per attenuare soprattutto nel primo pilastro gli effetti pesanti della convergenza interna sul valore dei titoli detenuti dagli agricoltori, e devo dirvi che questo non è stato semplice, anche nelle battaglie dove anche il dirigente Comacchio mi ha affiancato in CPA, quando anche in una redistribuzione interna, in un dialogo interno per il piano strategico nazionale, anche nei confronti delle altre regioni, soprattutto le regioni del sud, non è stato facile difendere questa tematica della convergenza interna, perché c'erano interessi diversi, quindi diciamo che abbiamo tentato di fare la nostra parte, e in parte ci siamo anche riusciti, sapendo bene che le direttive europee andavano anche in questa direzione. Ci siamo impegnati al massimo affinché allo sviluppo rurale venissero riconosciute risorse analoghe a quelle del periodo precedente, ottenendo 824 milioni di euro, e quindi nonostante questo calo complessivo noi abbiamo portato a casa 824 milioni di euro preziosi per i prossimi 5 anni, e quindi anche se diciamo, le previsioni ci dicevano che molto probabilmente avremmo avuto 100 milioni in meno, quindi diciamo che lo sforzo politico nostro, sia diciamo, della Giunta, mio personale e di tutta l'area tecnica, è stato quello di contenere il più possibile i danni, e quindi rispetto a quelle che erano le previsioni ci siamo comunque trovati con 100 milioni di euro in più, e questo è un risultato secondo me molto importante. Come Regione non ci siamo tirati indietro, perché ben 147 milioni
degli 824 complessivi provengono dal bilancio della Regione Veneto per i prossimi 5 anni, quindi lo sforzo da questo punto di vista anche sul bilancio regionale c'è. Ovvio che so bene che tutti vorremmo avere ancora più risorse a disposizione, ma questo non vale, credetemi, solo per il settore agricolo, ma penso un po' per tutti i settori, anche perché vediamo che le difficoltà che abbiamo oggi a reperire risorse non sono pochi. Tra l'altro non sono in Regione, ma penso e saluto anche i sindaci presenti o gli amministratori locali e sapete cosa significa oggi amministrare con le risorse che abbiamo. Abbiamo difeso con i denti per le regioni il ruolo di governo dello sviluppo rurale nel nuovo piano strategico, quindi voluto dall'Unione Europea, quindi ottenendo anche che ci fossero i complementi regionali e le autorità di gestione regionali. Ecco, anche su questo devo dirvi che siamo appunto freschi di questa riunione che abbiamo fatto ieri con il ministro Lollobrigida assieme ai miei colleghi, e anche qui abbiamo chiesto un'attenzione particolare anche a questo governo sull'attenzione delle autorità di gestione regionali. Ci è stato garantito che non c'è, diciamo, volontà da questo punto di vista di cambiare rotta, ma ovviamente noi siamo molto preoccupati di questa situazione, anche perché quando vedo dichiarazioni, anche se non c'entra col tema governance, ma vedo dichiarazioni come il direttore dell'AGEA, no? Dove dice che gli organismi pagatori regionali forse dovrebbero essere rivisti e tornare a un sistema centralizzato, beh, questo a noi non sta assolutamente bene, perché sapete meglio di me che la VEPA a livello regionale è considerata, vedo il dottor Trapani qui presente, un punto di riferimento a livello nazionale. Se poi penso ai pagamenti residui del 2019 che la GEA deve ancora fare per alcune regioni, deve ancora pagare 20 milioni di euro sulle misure di superficie, ovvio che questo mi allarma non poco. La gestione di questi sostegni per noi regioni si complica, perché pur restando sullo sfondo il rapporto con la Commissione Europea, diciamo che assume un maggior ruolo rispetto al recente passato il Ministero dell'Agricoltura, e quindi su questo noi appunto continuiamo a interloquire col Ministero perché non ci siano dei passi indietro. Allora, per concludere, oggi abbiamo la possibilità di conoscere insieme nella sua interezza il nuovo strumento che ha cambiato nome, non si chiama più programma ma complemento, ma il suo fine è confermato ed è lo sviluppo rurale, cioè lo sviluppo dei territori, delle economie, ma soprattutto delle persone, delle famiglie, di tutti coloro che lavorano, valorizzano ciò che dai territori si produce secondo i nostri processi naturali. Quindi a me non resta che ringraziarvi per la presenza, passare la parola alla nostra conduttrice, perché ovviamente poi i tecnici presenti, ringrazio ancora di nuovo il dottor Comacchio e il dottor Contarin, andranno nello specifico delle direttive. Dico anche che, permettetemi, visto che siamo freschi della riunione di ieri col Ministro, magari di dare anche 2 o 3 aggiornamenti, a parte questa introduzione sul tema dello sviluppo del complemento regionale per lo sviluppo rurale, ma ieri con il Ministro abbiamo posto anche alcune questioni politiche, 3-4 questioni molto importanti. Una ve l'ho già detta, che era il tema della governance, del ruolo della GEA, degli organismi pagatori nostri, e quindi insomma ottenere rassicurazioni da questo punto di vista, perché siamo convinti che le regioni conoscono meglio le esigenze del nostro territorio rispetto al tema centrale, e non è una cosa di poco conto. Poi abbiamo trattato 2 cose fondamentali. Uno, il tema della gestione degli ungolati e della PSA, che ci sta preoccupando non poco, non solo per i danni che gli ungolati, in particolare i cinghiali, fanno nel nostro territorio dal punto di vista, diciamo, agricolo rurale, ma anche per il tema dell'espansione della PSA. Siamo molto preoccupati su questo. Il collega dell'Emilia Romagna era veramente molto preoccupato perché hanno trovato una carcassa di cinghiale colpita da questa malattia a confine tra Emilia e Lombardia, e voi sapete bene che se c'è un contatto diretto
tra il cinghiale e i suini di allevamento, si può arrivare addirittura al blocco della commercializzazione dei nostri prodotti. Quindi pensate al tema del prosciutto di Parma, ma ovviamente noi pensiamo al nostro prosciutto veneto, ma insomma il tema non è questo, non è dividersi nella tutela delle nostre esportazioni, ma è un problema comune che rischia di prendere tutta l'area sicuramente padana, ma anche più. E quindi abbiamo chiesto al governo, noi abbiamo fatto delle proposte molto chiare, in parte sono state accolte, ma non siamo del tutto soddisfatti e abbiamo chiesto al governo che ci sia quasi una dichiarazione di stato di emergenza su questa questione, perché significa bloccare un indotto commerciale non di poco conto, quindi non si tratta più soltanto di avere il cinghiale che entra nei campi e ti fa danni, ma appunto bloccare un'industria, questa è la verità. L'altro tema è legato alla questione delle fitopatie, anche questo è la stessa cosa ma legata al sistema delle piante. Ovviamente nel nostro caso come Veneto sapete che il sistema vitivinicolo è molto importante e anche qua abbiamo chiesto delle attenzioni particolari, innanzitutto che ci diano questi criteri relativi al bando con alcuni finanziamenti che ci sono stati dati, che ci diano i criteri di applicazione e di riparto di queste risorse per aiutare i nostri viticoltori colpiti per fermare questa fitopatia. Dall'altro abbiamo anche chiesto di valutare il tema dell'utilizzo di alcuni prodotti in deroga. Non si spaventi la consigliera Guarda che è qua davanti, che è sempre terrorizzata quando parliamo di queste cose, lei e il consigliere Zanoni, ma ti dico soprattutto a te che sei in consiglio che oggi come oggi abbiamo la necessità di bloccare questa fitopatia e per farlo in deroga dobbiamo utilizzare anche dei prodotti, ovviamente cum grano salis, come dicevano i latini, ma dobbiamo farlo almeno per un tempo determinato. C'è uno spiraglio da questo punto di vista, ovviamente concordato col Ministero della Salute, ma è fondamentale. Ovviamente la Regione su questo saprà dire come, quando utilizzare determinati prodotti e faremo un'informazione, se verrà confermata, capillare sul territorio perché tutti si proceda secondo le direttive del tavolo anche di coordinamento che la Regione ha messo in piedi. Ecco, scusatemi se ho aggiunto queste tematiche, ma insomma penso che su un convegno come quello di oggi sia importante anche trattare questioni di attualità, visto che siamo freschi di questa riunione ieri col Ministro. Io chiedo scusa se sono stato un po' troppo lungo, ma vi ringrazio dell'attenzione e adesso sentiamo i miei collaboratori. Grazie. Grazie Assessore. E grazie anche per questo aggiornamento perché è importante, molto fresco, quindi assolutamente in tema. E ha parlato appunto di sviluppo rurale, approfitto appunto per dare il sito nuovo, venetorurale.it, ma lo andremo poi anche a presentare assieme a tutta la grafica e ai contenuti del sito durante la nostra mattinata. Adesso entriamo nel vivo e parliamo del percorso che è stato fatto in questi 4 anni per arrivare poi al complemento regionale per lo sviluppo rurale. Quindi io passo la parola al dottor Andrea Comacchio, direttore dell'area marketing territoriale, cultura, turismo, agricoltura e sport della Regione del Veneto, che ha anche le slide da proiettare, quindi ecco, anche le slide ovviamente le potrete scaricare dal sito nuovo, le potrete vedere. Tanto buongiorno a tutti, mi unisco ovviamente ai ringraziamenti che l'assessore ha rivolto ai colleghi per l'impegno che hanno messo in tutta questa partita, non solo del complemento per lo sviluppo rurale, ma per tutta l'attuazione della politica agricola comune 23-27. È stato un impegno notevole che ha interessato diciamo, gli ultimi anni di attività delle strutture. E ringrazio anche, credo di doverlo fare, anche a nome del dottor Contarin, tutto il tavolo di partenariato per l'atteggiamento sempre positivo e propositivo che ha tenuto in tutte le circostanze in cui è stato coinvolto per la definizione di questo strumento di politica agricola regionale. Partendo dal piano strategico nazionale, come sapete, è stato approvato il 2 di dicembre del 2022 dopo quasi un anno di negoziato con la Commissione europea. È lo strumento che definisce l'approccio strategico, diciamo, complessivo e in visione unitaria, sia degli interventi che stavano sul primo pilastro della PAC, finanziato dal FEAGA, sia degli interventi
del secondo pilastro dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR. Qui vedete anche i rapporti relativi, 20 milioni stanno sul primo pilastro, 20 miliardi, chiedo scusa, per tutto il paese stanno sul primo pilastro, pagamenti diretti e interventi settoriali, e 16 miliardi stanno sullo sviluppo rurale. Dicevamo che è un unico documento strategico che dà attuazione a quello che è il nuovo modello di attuazione previsto dalla regolamentazione comunitaria. Nel complesso sono definiti 173 interventi tra primo e secondo pilastro per la somma di 37 miliardi. Qui vedete anche i rapporti relativi tra pagamenti diretti 10 miliardi, sono il pagamento di base, il pagamento per i giovani e il redistributivo. 4 miliardi sono per gli ecoschemi, 5 ecoschemi definiti appunto dal programma, 2 miliardi e 6 per gli aiuti accoppiati, 3 miliardi e 2 per gli aiuti settoriali che interessano l'ortofrutta, il vino, e il miele e le patate. Lo sviluppo rurale, dicevamo, 16 miliardi. Dal punto di vista diciamo, delle responsabilità, come nella precedente programmazione, i pagamenti diretti sono programmati e gestiti a livello nazionale dal Ministero con AGEA e per alcuni pagamenti gli organismi pagatori regionali, d'intesa con le regioni e le province autonome. Gli interventi settoriali sono programmati d'intesa con le regioni e la gestione è invece affidata alle regioni. Infine, gli interventi di sviluppo rurale nel quadro della cornice definita dal Piano strategico nazionale sono programmati e gestiti dalle regioni, con l'unica eccezione dei 4 interventi previsti per la gestione del rischio. Dal punto di vista della governance, anche qui non è cambiato molto rispetto alla precedente programmazione. C'è un'autorità di gestione nazionale che è il Dipartimento per le politiche europee e internazionali del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e Forestale, l'organismo di coordinamento che è AGEA Coordinamento, l'organismo di certificazione che è unico nazionale che è la PricewaterhouseCoopers, il Comitato di monitoraggio nazionale. A livello locale, per quanto riguarda gli interventi dello sviluppo rurale, c'è un'autorità di gestione regionale qui rappresentata dal dottor Contarin, un organismo pagatore che è AVEPA e un comitato di monitoraggio regionale che è stato recentemente costituito. Dal punto di vista dell'attuazione, a oggi sono stati definiti i decreti relativi agli interventi settoriali, è stato approvato il decreto relativo ai pagamenti diretti, che per alcune definizioni funge da riferimento anche per lo sviluppo rurale. È stata definita la disciplina della condizionalità sociale, che è altra novità di questa programmazione, e recentemente è stato approvato anche il piano per la gestione dei rischi per l'anno 2023, che ha la new entry del fondo per le avversità di natura catastrofale, il cosiddetto AgriCat. È in fase di approvazione, è stato licenziato ieri dalla Commissione Politiche Agricole il decreto sulla condizionalità, che assume un ruolo molto rilevante per via della condizionalità rafforzata che si applica dal 2023, poi di questo vi parlerà più diffusamente la dottoressa Lazzaro nel prosieguo della mattinata, e quindi andrà in conferenza Stato-Regioni la prossima settimana e a breve avremo quindi anche questo contesto di riferimento definito. E infine è in fieri un decreto legislativo che attua la disciplina sanzionatoria sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari per tutta la PAC, primo e secondo pilastro. Ha già avuto i pareri delle 2 commissioni parlamentari.
La Commissione Politiche Agricole ha formulato, ancorché non richieste, le sue osservazioni che sono state mandate al Ministero e in questo momento sono in fase di valutazione. Dal punto di vista della governance però restano da definire ancora alcune questioni importanti, in primis diciamo le modalità di coordinamento e interlocuzione con il Ministero, ma anche con la Commissione europea, e tra queste regole in particolare diciamo le modalità di modifica ai contenuti del piano strategico, comprese quelle che riguardano i complementi regionali, e infine, sempre aspetto molto importante, le cosiddette regole finanziarie e di condominio tra regioni nella gestione del piano strategico. Il piano strategico, dicevamo, prevede 4 interventi nazionali sulla gestione del rischio e 72 interventi nazionali con specifiche regionali. Questo è il menù. La Regione del Veneto di questi 72 ha deciso di attivarne a seguito del percorso fatto con il partenariato 44, e nelle schede del complemento vengono definite, diciamo, il piano strategico definisce le condizioni che valgono per ciascuna misura su tutto il territorio regionale e definisce poi anche le specifiche regionali che le singole regioni hanno comunicato al Ministero prima dell'invio a Bruxelles. Il piano, dicevamo, prevede gli interventi, i complementi di attuazione, i complementi regionali per lo sviluppo rurale. Un breve cenno, perché è l'unico cenno che facciamo questa mattina, sulla gestione del rischio. Dicevamo 4 interventi che sono le assicurazioni agevolate, i fondi di mutualizzazione, l'intervento di stabilizzazione del reddito e il fondo per le avversità di natura catastrofale. 3 miliardi e 1 destinati, diciamo, a questo aspetto che è sempre più rilevante in relazione al cambiamento climatico, che si associano agli interventi che sono previsti per gli investimenti per, diciamo, la prevenzione dei disastri e per il ripristino del potenziale produttivo in caso di avversità. Il complemento per lo sviluppo rurale è stato approvato con deliberazione 14 del 10 gennaio 2023. Non può assumere scelte diverse da quelle enunciate negli interventi nazionali e evidenzia, o in termini applicativi o in termini di importo unitario degli interventi, le specificità delle scelte che caratterizzano l'attuazione in Veneto dello sviluppo rurale. Dichiara la strategia regionale di intervento, sulla quale vi intratterrà più diffusamente il dottor Contarin dopo, e dal punto di vista del percorso fatto lo vedete riassunto qui. Si è partiti nel 2018 ipotizzando una conferenza regionale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale che si è poi tenuta nel 2019. C'è stata una proposta tecnica di quadro strategico che è stata sottoposta a consultazione online al partenariato. Nel 2021 c'è stato un grosso lavoro sia sul versante interno per quanto riguarda la traduzione in Veneto degli interventi di sviluppo rurale, sia diciamo, a supporto del Ministero per la definizione del programma del piano strategico nazionale. La Regione del Veneto, e anche qui ringrazio le strutture, è stata molto coinvolta, avendo il Veneto la responsabilità del coordinamento della Commissione Politiche Agricole, quindi una doppia responsabilità sia interna che rispetto al tema nazionale. Nel 2022 quindi è stato definito il complemento per lo sviluppo rurale del piano strategico nazionale
27. La proposta è stata adottata con la deliberazione amministrativa dal Consiglio regionale 113 del 2022, è stata a sua volta sottoposta a consultazione online e alla fine si è pervenuti all'approvazione successivamente all'approvazione del piano strategico nazionale, all'approvazione del complemento regionale. Le basi sono rappresentate, per quanto riguarda l'analisi di contesto e SWOT, dall'attività svolta in seno alla Conferenza regionale dell'agricoltura, con 73 schede informative sulle tendenze evolutive dell'agricoltura veneta. Visto quello che è successo negli ultimi anni, possiamo dire che è sempre più difficile programmare in un quadro di incertezza così elevata. Comunque sono stati definiti in linea tendenziale gli andamenti per la nostra agricoltura e il mondo rurale. Sono stati definiti 32 fabbisogni nel documento l'agricoltura veneto verso il 2030 e sono stati anche, come si dice, prioritizzati, termine bruttissimo. È stata definita la strategia e gli interventi che è stata sottoposta a consultazione del partenariato regionale con il documento La proposta veneta per il piano strategico nazionale e infine è stato adottato con, dicevamo prima, la deliberazione del Consiglio regionale 113 del 2022. Il complemento è quindi stato poi approvato, come dicevo prima, in via definitiva dopo l'approvazione del piano strategico nazionale il 10 di gennaio di quest'anno. Ecco, questo è quanto vi dovevo raccontare in termini di contesto e quindi vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola e al buon dottor lavoro a Contarini. voi anche. Grazie mille, ricordo che dentro la shopper avete anche il vademecum che appunto riassume un po' tutto il lavoro e ovviamente tutto il complemento. Quindi dopo aver anche visto qual è stato il percorso che ha portato al complemento questi 4 anni di lavoro, adesso ci addentriamo appunto e quindi vediamo qual è la struttura, qual è la strategia, quali sono gli interventi e lo facciamo con il dottor Franco Contarini della direzione ADG FERS Bonifica e Irrigazione della Regione del Veneto. Allora intanto cambiamo anche le slide, intanto prioritizzare, sì. Mi piace come è difficile anche da dire, però fondamentalmente sono le priorità. Grazie, buongiorno anche da parte mia. Procedo anche per non sprecare questi pochi secondi. Allora, come avrete compreso dalle parole dell'assessore e dalle parole del direttore Comacchio, in questo momento siamo in una fase molto importante perché presentiamo il nuovo, il futuro imminente e a medio termine. Ma è mio compito ricordare anche che siamo in una fase delicata, nuova nella vita della PAC. E questa fase vede contestualmente, per quanto riguarda lo sviluppo rurale, la compresenza da qui al 31 dicembre 2025 del nuovo strumento che avvierà le sue attività nei prossimi mesi, ma anche del programma di sviluppo rurale 14-22, di cui voi tutti sapete. E in questo momento sono aperti bandi per un'entità abbastanza cospicua, tra bandi appena chiusi con domande in istruttoria presso gli uffici tecnici di Avepa e bandi invece che stanno raccogliendo e raccoglieranno domande fino a aprile-maggio, stiamo parlando di circa 130-140 milioni di euro di dotazione. Quindi un investimento importante che vedrà finanziate sicuramente svariate centinaia se non migliaia di imprese, di soggetti e che opereranno nell'arco dei prossimi 3 anni per portare a completa realizzazione quelli che sono gli obiettivi e i target del programma di sviluppo rurale. Mentre concludiamo questa attività, appunto, presentiamo e facciamo partire il nuovo complemento per lo sviluppo rurale 2023-2027. Mi aggancio alla presentazione del dottor Comacchio e richiamo subito per presentarlo alcuni numeri.
i 44 interventi programmati, citati dal collega Comacchio, la spesa pubblica presentata dall'assessore, la spesa pubblica programmata, cioè il coacervo degli aiuti disponibili, 824 milioni, poco più. Richiamo un numero nuovo, 6 parole chiave, 6 priorità strategiche: giovani, sostenibilità, innovazione, vivibilità, fragilità, focalizzazione. Ci guideranno in questa prima visione d'insieme, in questa panoramica che mi è stato chiesto di fornirvi prima di passare poi con i colleghi esperti e referenti di intervento a spiegare i singoli interventi. Allora, il complemento propone una strategia, come è stato detto, e la propone, e la trovate rappresentata, per chi di voi vorrà leggerlo o l'ha già letto, nella prima parte, nei primi 9 capitoli che compongono il complemento. Dicevo che queste 6 parole chiave ci guidano a capire la filosofia che ha ispirato i criteri che hanno portato, come diceva Comacchio, a scegliere i 44 interventi, perché quei 44 dei più di 70 possibili, a collocare le risorse e soprattutto nella fase dei prossimi mesi che poi vi illustrerò ci porteranno anche a configurare i bandi in un certo modo e a definire determinati criteri di priorità, di punteggi per accedere alle opportunità offerte da questi bandi. La prima, i giovani. Poche battute, già ci si è soffermato l'assessore. È implicito forse, non lo so, è ovvio, è di buon senso, è razionale, potremmo usare tanti aggettivi, tante modalità per esprimere un concetto. Il fatto di avere nuove persone, nuove intelligenze che entrano a guidare un settore consente a quel settore di essere innovativo. Nell'essere innovativo, la capacità di adeguarsi ai contesti e quindi di essere resiliente, di assicurare la vita futura di quel settore. Quindi è ovvio che ci deve essere un'attenzione prioritaria. Non cito dati statistici, abbiamo avuto quelli del censimento da pochi mesi, non cito autorevoli fonti, è un tema che tocchiamo con mano. Un settore che sa dare spazio ai giovani è un settore che può guardare ai prossimi 10, 20, 30 anni. Sostenibilità. È il tema, almeno da questi ultimi anni, la sostenibilità ambientale è presente sulle pagine dei giornali, nelle trasmissioni televisive, radiofoniche, è il tema quotidiano. Ora, lo sforzo che fa questo complemento nell'azione di accompagnamento che bene ha illustrato l'assessore vuole accompagnare un salto culturale da parte dell'intero settore affinché l'innovazione, l'adeguamento che siamo chiamati a fare in chiave di maggiore sostenibilità ambientale venga colto nel suo significato competitivo, ovvero la sostenibilità ambientale non come un adempimento, come un adeguamento obbligatorio, ma come una chiave per la qualità delle nostre produzioni e per la competitività sui mercati di quello che è l'agricoltura del Veneto. Innovazione. Ovviamente se si parla di cambiamento, se si parla di resilienza, se si parla di sfide da affrontare, abbiamo bisogno di strumenti. Il primo strumento è, se vogliamo, la conoscenza, la capacità di usare, di conoscere le innovazioni e di usarle adeguatamente, ovviamente a valle poi anche gli investimenti necessari, sia come dire, immateriali che soprattutto materiali. Altra parola chiave, la vivibilità. Allora, a livello complessivo mondiale ed europeo, i contesti rurali, le aree rurali geograficamente individuate scontano dei gap, scontano degli svantaggi di sviluppo, una rarefazione in molti casi anche di servizi rispetto ai grossi poli urbani, alle aree urbanizzate. La sfida, uno degli obiettivi
consegnati allo sviluppo rurale dai regolamenti è quella di investire degli strumenti dedicati alle aree rurali che vivono maggiormente questi problemi, in modo tale da garantire una presenza, una vivibilità di queste aree da parte degli operatori e dei cittadini tutti. Fragilità, sempre nell'ampia introduzione dell'assessore ha toccato anche questo tema. C'è un problema di fragilità di determinati territori. Noi abbiamo un'ampia zona montana, abbiamo una fascia di alta collina che scontano problemi proprio di sicurezza. Le pratiche agricole, o meglio, il mantenimento, la prosecuzione delle pratiche agricole in quei contesti è, ce lo dimostra la storia, è strumento per garantirne la difesa da questi fenomeni conseguenti alla loro fragilità. E da ultimo la focalizzazione. Qui abbiamo scritto focalizzazione, in buona sostanza vuol dire che usiamo gli strumenti dello sviluppo rurale per fare ciò che non si può fare con altri strumenti. Fin qui tutti d'accordo. A cosa ci riferiamo però? Andiamo al dunque. Qui vedete un elenco di strumenti che vivono contemporaneamente al complemento per lo sviluppo rurale. Abbiamo i programmi regionali degli altri fondi europei, FESR, sviluppo regionale, Fondo Sociale Europeo, ma abbiamo anche il FEAMPA, abbiamo altri strumenti a gestione diretta, il LIFE ad esempio, abbiamo la Strategia Nazionale delle Aree Interne, abbiamo ulteriore novità di questo tempo complicato, complesso, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Allora, il tema qui è far sì che si instaurino relazioni virtuose per cui non abbiamo sovrapposizione di uso di strumenti per medesime cose e quindi non abbiamo diseconomia. Dobbiamo far tesoro degli 824 milioni di euro che l'assessore è riuscito a portare in Veneto per usarli per ciò che non può trovare risposta in questi strumenti alternativi. E questo richiede uno sforzo, una configurazione. Che esemplifico proponendovi questa tabella. Questa tabella è una ricognizione parziale, non definitiva, provvisoria, di ciò che del PNR già è arrivato o sta arrivando in Veneto, con bandi o con gestione diretta dei ministeri, delle amministrazioni centrali del nostro governo, alla data di ieri sera. Perché lo uso? Ho colto alcune righe, sulle righe trovate degli investimenti che il vecchio PSR, il PSR 14-22, sta sostenendo in questo momento e che non verranno sostenuti invece dal CSR, consentendo di usare meglio quegli 824 milioni sapendo che la richiesta verosimilmente è del doppio, perché questa è la storia e l'esperienza che abbiamo. Allora, vedete citato dall'infrastruttura a banda ultralarga, voi sapete che 43 milioni dell'attuale PSR sono stati utilizzati per portare la fibra a 100 megabound in giro nei comuni rurali del Veneto, non solo quelli, ma si sono aggiunti ad altre risorse di provenienza nazionale, attrattività dei borghi, tutela e valorizzazione dell'architettura rurale. Noi abbiamo avuto un intervento nella programmazione uscente, il 761, che finanziava il recupero dell'architettura rurale di pregio. In Veneto un bando gestito dal dottor Comacchio come direttore di area ha portato, provenienti dal Ministero della Cultura, 43 milioni che sono stati assegnati, aveva raccolto le domande, sono stati istruite, assegnate e finanziati questi progetti. 43 milioni di euro. Parco agrisolare, parlo alle imprese agricole, alle imprese agroalimentari. Nel bando del PSR in corso ora, per gli investimenti, sono esclusi gli investimenti nel fotovoltaico. Perché? Perché nel frattempo il GSE ha aperto, mi pare fosse a cavallo tra settembre e ottobre, un bando, 1,5 miliardi di euro a disposizione, 490 milioni di euro richiesti da imprese agricole e imprese agroalimentari per realizzare sui tetti dei magazzini, delle stalle, delle imprese, dei caseifici, delle cantine, pannelli fotovoltaici destinati a sostituire l'autoconsumo, a far fronte all'autoconsumo di energia. Ebbene, in Veneto, al momento attuale, grazie alle ricognizioni fatte dagli uffici del dottor Zannol, sulla prima graduatoria
sono stati finanziati circa oltre 400 progetti di imprese per 48, quasi 49, cioè scusate no, qui il dato non è aggiornato, scusatemi, per oltre 50 milioni di euro, sono circa 52 milioni di euro. Lo vedrete dopo, ve lo dico, sappiate che sugli investimenti delle aziende agricole finalizzati all'ambiente, dove potenzialmente possono andare anche in fotovoltaico, ma devono andare gli investimenti per l'efficienza dell'irrigazione, devono andare gli investimenti sulle stalle per abbattere l'ammoniaca, devono andare investimenti per la corretta applicazione di fitofarmaci, eccetera. In tutti i 5 anni di programmazione il CSR mette circa 90 milioni di euro. Quindi è ovvio che non possiamo permetterci di mettere il fotovoltaico lì dentro, ma sfruttiamo i bandi GSE. Durante il 2023 ci saranno, in primavera e poi alla fine del 2023, ulteriori 2 bandi, 2 finestre di bando che avranno a disposizione ciò che non è stato impegnato col primo bando, quindi poco più di 1 miliardo di euro. È bene che cerchiamo di attingere al massimo quelle risorse. Poi tralascio le altre, vedete ci sarà una linea da 26 milioni circa per piccola cosa i frantoi e poi anche per le parco macchine e così via. Ho messo i dati anche relativi ad esempio alle infrastrutture gestite dai consorzi di bonifica per l'irrigazione, vedete che sono altri 160-170 milioni di euro. Torniamo a bomba. Quindi i 44 interventi scelti focalizzano delle modalità specialistiche con cui il CSR risponderà, accompagnerà, sosterrà azioni che solo qui si possono realizzare. Queste scelte nascono da vincoli regolamentari, nascono dall'analisi che ha enucleato delle esigenze presenti sul territorio, nascono dagli esiti delle consultazioni che abbiamo avuto col partenariato, venivano citate ampiamente dal dottor Comacchio poc'anzi. Le scelte che si sono compiute hanno determinato quello che trovate scritto nel complemento. Le priorità che ho citato prima, quelle 6, quindi da un lato hanno portato o alla scelta di determinati interventi o hanno servite per determinare l'allocazione delle risorse finanziarie in maniera adeguata, hanno portato a configurare le scelte di ammissibilità nel dialogo col Ministero per il PSN, perché là dentro ci sono le condizioni di ammissibilità, e hanno portato poi, porteranno con prima dei bandi a configurare i criteri di selezione. Dicevamo, sono 44 interventi, il regolamento li classifica in 8 tipi di intervento, qui ne vedete rappresentati 7 perché un tipo sono gli interventi per la gestione del rischio che non sono nel complemento ma sono a gestione diretta nazionale, come spiegava Andrea prima. Vediamo, 16 interventi riguardano il clima e l'ambiente, un intervento riguarda i vincoli naturali, qui è l'indennità per le zone montane per capirsi. Si accompagna a questa un altro intervento inserito nel tipo di interventi degli svantaggi territoriali specifici, nel senso che abbiamo previsto un intervento che potrebbe servire, abbiamo intanto appostato con una dotazione veramente minima, che riguarda eventuali vincoli che dovessero insorgere a seguito di interventi conseguenti alla direttiva quadro acque, quindi dei piani di gestione delle acque. Abbiamo 11 interventi nel tipo investimenti, compresi quelli dell'irrigazione. Queste etichette che vedete discendono dal regolamento, non le abbiamo inventate noi. Poi abbiamo 2 interventi relativi, uno all'insediamento dei giovani, cosa nota, e una novità, l'avvio di nuove imprese forestali. Qui vedete scritto rurali perché l'etichetta, ripeto, il regolamento è quello, in realtà saranno un tentativo che vi verrà poi illustrato dalla collega dottoressa Maier, di incentivare il sorgere di nuove entità di impresa nel settore forestale. 7 interventi nella cooperazione, ricordo a tutti, è la cooperazione per l'innovazione, quindi non è la cooperazione nel senso di cooperazione per la trasformazione agroalimentare o la conduzione dei terreni, sono
forme cooperative, i famosi gruppi operativi, i gruppi di cooperazione, per sperimentare tra soggetti diversi l'innovazione, e da ultimo 6 interventi, quindi uno sforzo notevole, a sostenere il trasferimento di conoscenze e il trasferimento dell'innovazione di cui parlavamo prima. Abbiamo poi i capitoli 10, 11, se questa parte riguardava i 9, la trovate dettagliata nei primi 9 capitoli del complemento, poi nei capitoli dal 10 al 13 trovate altri elementi altrettanto importanti per l'attuazione del programma, e cioè gli elementi comuni a tutti gli interventi, le regole comuni potremmo scrivere forse più chiaramente, poi le singole schede di intervento, capitolo 11, che ogni intervento viene descritto, e ne avrete un assaggio poi da parte dei colleghi. Il 12 è il piano finanziario, cioè l'allocazione delle risorse in ogni intervento, e da ultimo poi gli indicatori, i target che si intendono perseguire, la quantificazione che la Commissione europea correttamente ha richiesto a preventivo per capire l'efficacia con cui si va a rispondere alle esigenze emerse dall'analisi. Dicevo, capitolo 10, le regole comuni, non sto qua a citarvele, le disposizioni poi comuni proprio ai vari interventi, alle operazioni che verranno finanziate da quegli interventi, e sono ovviamente le regole di ammissibilità di una proposta di progetto, di una spesa, sono dei vincoli, pensate al concetto di stabilità dell'operazione, cioè una volta che un progetto fruisce di queste risorse, una volta che è realizzato, positivamente collaudato e pagato ovviamente per l'impegno assunto dal complemento, dovrà durare per un certo numero di anni, pena ovviamente la riduzione dell'aiuto o il recupero dell'aiuto se non si rispettano questi vincoli. Da ultimo, vedete, c'è un dettaglio relativo alle operazioni in superficie, perché le operazioni a superficie, i premi agroclimatico-ambientali, per capirci, che tutti voi conoscete, hanno poi un forte riferimento nella condizionalità rafforzata e in altre regole specifiche su cui non sto a tediarvi, qualcosa di più vi dirà poi la collega Barbara Lazzaro. Ogni scheda, il capitolo 11, ogni scheda descrive ciascuno dei 44 interventi in questo modo, secondo questo indice. Si parte dai massimi sistemi, finalità se vogliamo, descrizione dell'intervento, e si arrivano poi a dettagliare, vedete, le spese ammesse, i beneficiari, le condizioni di ammissibilità, gli impegni, gli obblighi, le forme di sostegno, le aliquote poi del sostegno e l'inquadramento all'interno degli aiuti di Stato. Vado velocissimo ora perché questo è l'incipit al piano finanziario, quanto rappresentava l'assessore. La cosa interessante di questa diapositiva è che vedete che ogni anno ha le sue risorse, quindi saremo, io e i miei collaboratori saremo chiamati a essere draconiani, nel senso che ciò che non verrà speso, pagato al beneficiario entro, la regola è l'N+2, entro 2 anni dall'anno di impegno, verrà perso, resterà a Bruxelles. Finora sapete che il Veneto ha brillato in questo, però lo rappresento perché prima la regola era al 3° anno, ora è al 2° anno dopo l'anno di impegno. Quindi questo imporrà di essere veramente esigenti sulla puntualità, tanto degli uffici per fare l'istruttoria, e su questo sta lavorando Avepa per attrezzarsi, ma anche i beneficiari, perché ci dispiace, sarà un accesso concorrenziale a queste misure, cioè come sapete molti i richiedenti, non così molti finanziati, pochi finanziati, questi finanziati, salvo ovviamente le famose cause di forza maggiore, però dovranno rispettare le tempistiche prestabilite. Il riparto finanziario. Il piano finanziario propone per ogni intervento le cifre. Ora, i colleghi che mi seguiranno vi daranno qualche dettaglio in più. Io ho riportato, vi ripropongo il riporto delle cifre sulle 7 categorie, i 7 gruppi di intervento. Vedete allora, qui 213 milioni per gli interventi agroclimatico-ambientali, 90 milioni per l'indennità compensativa, 7 per l'indennità acque di cui vi parlavo, 314 per gli investimenti competitivi ma anche investimenti a finalità ambientale fatti dalle aziende agricole, 70 milioni e 600 mila per imprese, nuovi insediamenti di nuovi agricoltori e avvio di nuove imprese forestali,
81 milioni per la cooperazione, una cifra molto alta. La parte del leone dentro questa cifra, lo vedrete nelle ultime mie diapositive, la fa lo sviluppo locale partecipativo realizzato attraverso i GAL, leader per capirsi, e scambio di conoscenze altri 29 milioni, 17 milioni per l'assistenza tecnica al programma. Il funzionamento del programma, come si dice, squadra che vince non cambia. Andiamo a perfezionare lo schema usato sin qui, quindi l'autorità di gestione a supporto dell'assessorato e della giunta dà le regole, supervisiona il funzionamento della macchina, produce i bandi, Avepa riceve il bando e gestisce tutte le domande, dal momento della nascita della domanda, sono domande digitali come sapete, sino all'ultimo controllo, l'istruttoria, l'ultimo controllo, la liquidazione, il pagamento degli anticipi, degli acconti, dei saldi. A che punto siamo con l'attuazione? Allora, abbiamo costituito con decreto del Presidente Zaia il Comitato di Monitoraggio Regionale che supervisionerà con noi la vita del complemento. Verrà insediato verosimilmente qui all'inizio di marzo con una prima seduta. Abbiamo definito le relazioni con Avepa perché Avepa non svolge solo il ruolo di organismo pagatore, ma ha ricevuto in carico il ruolo anche di soggetto che riceve le domande, le istruisce e seleziona e finanzia le domande di aiuto iniziali, cosa che ad esempio in altre regioni, in tutto il mondo AGEA non avviene. Faccio eco all'assessore, quindi voi capite che in tutto il resto, in molte altre regioni d'Italia, ci si scorda che a 4 mesi dalla chiusura del bando si hanno le risposte e che poi Avepa, o l'organismo pagatore in quel caso, riesce a pagare in 60 giorni. È merito di scelte organizzative di questo tipo, perché altrimenti avremo 2 soggetti, uno che istruisce e ammette l'aiuto, un altro che non conosce la domanda ma che deve conoscerla, impararla, tra virgolette, e poi controllarla. Capite che se facciamo in 2 non funziona proprio bene, ci vuole quantomeno un po' più di tempo. Il 6 febbraio l'assessore Caner ha portato in approvazione della Giunta il piano dei bandi regionali. Quindi è già pianificato per ogni intervento quanti bandi ci saranno e quando saranno. È la delibera 120, già pubblicata sul BUR, disponibile sul sito. Eccola qua, l'allegato, come si costruisce, come è costruito. Ciascuno di voi, interessati, sa già quando saranno i bandi. L'abbiamo già sperimentato nel passato, in questa programmazione, e abbiamo visto che sì, qualche ritocco c'è stato, ma è attendibile, è indicativa ma è attendibile. Questo è uno strumento ambivalente, è un vincolo che nobilmente l'assessore ci consegna a noi, non possiamo sgarrare, non dobbiamo dormire ma lavorare per produrre. È un vincolo, però lo dico anche per i partecipanti, nel senso che sapete che a ogni bando il dramma, siccome ho visto parecchi consulenti qui in sala anche, lo dico, il dramma di ogni bando sono le richieste di ulteriore proroga di apertura del bando. No, con i tempi che ci impone la Commissione europea, giustamente, guardate che questo gioco non si può fare. Se uno è in ritardo nell'acquisizione delle autorizzazioni, si prepari per il bando dopo. Sa già che dopo 6 mesi, dopo un anno, c'è il bando. Ci sarà il prossimo bando e quindi si prepara per tempo. Oppure vede quando è il bando e comincia a preparare il dossier di domanda prima. Scusate la digressione, ma lo dico perché abbiamo bandi aperti e le richieste di tenere aperto o di ritardare la graduatoria perché deve ancora arrivare il permesso di costruire perché il comune è oberato dal 110 non sono eventi straordinari, sono eventi ormai strutturali. Quindi se sappiamo che il comune perché la sovrintendenza, oppure la SCIA la posso fare tardi perché prima devo chiudere l'agibilità, tutte queste robe qua non sono accadimenti straordinari, noi produciamo questo per stare nella tempistica che proponiamo, che alla fine è la tempistica che ci serve per usare bene e tutte le risorse e, non l'ha detto l'assessore, lo dico io, la speranza magari è di portare in Veneto qualche risorsa in più se siamo puntuali. Qualche risorsa che qualche altra regione meno attrezzata di noi potrebbe far fatica a spendere, ma è una speranza. Abbiamo chiesto ieri al Ministro questa cosa qua, il tema... l'ho detto io.
L'assessore ha chiosato dicendomi confermandomi che ieri l'ha posto al ministro. Perfetto. Cosa stiamo facendo? Vado veramente alla fine. Dicevo, l'insediamento del comitato di monitoraggio avverrà. Grazie. Nelle prossime settimane vedranno la luce gli indirizzi procedurali generali. Tutti voi sapete che i bandi escono solo con la parte speciale, specifica dell'intervento. Tutte le regole comuni, che ne so, se una spesa è ammissibile, come va documentata la spesa, la fattura, il bonifico, l'estratto conto, quanto dura il vincolo di stabilità dell'investimento, tutte queste robe qua sono in un dossier stabile, che viene definito una volta per tutte, che viene poi magari aggiornato perché cambiano le leggi, però per i 5 anni non viene riadottato ogni delibera, quindi è un elemento di certezza. Lo faremo verosimilmente nel prossimo mese. Stiamo lavorando per definire i criteri di selezione. Sapete che i criteri di selezione vanno definiti prima dei bandi. L'assessore presenterà a breve la delibera che poi acquisirà il parere della commissione consiliare e il parere del comitato di monitoraggio. Definiremo poi il quadro sanzionatorio alla luce e a complemento del decreto che ha anticipato Andrea. Stiamo lavorando per il sistema informativo con Avepa e direzione ICT agli adeguamenti al sistema informativo per ospitare le domande, e poi ci mettiamo in moto, siamo già in moto per la stesura dei primi bandi che avremo, e in particolare i primi ovviamente per regolamento sono quelli che riguardano le misure a superficie. Un ultimo flash: ho citato lo sviluppo locale leader, ne parlo io perché è gestito direttamente da un'unità organizzativa diretta dal dottor Asti presso la nostra direzione, proprio presso l'autorità di gestione. Aiuto. Allora, lo sviluppo locale ha la finalità di favorire condizioni di vivibilità nelle aree rurali più marginali, ecco, usiamo questo concetto. Credo sia esperienza comune di molti di noi frequentare bellissimi contesti, tanto nel nord della nostra regione, pensiamo appunto al Bellunese o l'Alta Veronese o il Vicentino, l'Altopiano, quanto il Delta del Po, il Polesine, la parte bassa, diciamo così, della nostra regione. Ecco, sono contesti particolarmente affascinanti, belli, dove però è constatazione comune il fatto che i servizi sono in rarefazione ed è una componente, in particolare questa, non solo questa, è una componente fondamentale per la vita di quei territori, per la vivibilità di quei territori, cioè la presenza di una popolazione che non sia turistica ma che sia stabile, e hanno la stessa importanza delle opportunità economiche più o meno presenti in quei contesti. Ecco, lo sviluppo locale partecipativo offre uno strumento in aggiunta a tutti gli altri interventi che comunque operano su quei territori, viene dato uno strumento in mano al partenariato locale, e cioè diciamo così, al crearsi di un gruppo, di un coacervo tra soggetti istituzionali, pubblici, soggetti associativi che rappresentano il mondo privato delle imprese in senso lato, per definire una strategia, attivare degli interventi e quindi usare delle risorse che vengono a loro consegnate. I punti cardine di questi interventi sono 2 interventi che trovate, non li ho citati prima, sono l'SRG 05 e SRG 06, ogni intervento ha una sua sigla, sono 2 interventi presenti nel complemento. Ci sono dei punti cardine che sono la declinazione di quanto previsto dal piano strategico nazionale. Quello che vi sto dicendo ovviamente è mutatis mutandi, ripetibile in tutta Italia, in tutte le regioni. Ovviamente ogni regione però ha analizzato il suo contesto. Allora, prioritariamente sono ammissibili a questo tipo di interventi quei territori classificati secondo una classificazione OCSE attuata a livello nazionale in C o D, niente di nuovo, li conosciamo già, sono proprio quei comuni a maggiore densità di presenza rurale.
Cosa fanno queste strategie di sviluppo locale? Individuano dei fabbisogni specifici e usano degli interventi. Alcuni sono già presenti, sono tra i 44 che vi illustreremo. La novità di questa programmazione è che abbiamo previsto subito nel complemento che ci siano invece anche degli interventi specifici dedicati solo a questi territori che compaiono per la prima volta nel bando che si offre a queste strategie, per la candidatura di queste strategie di sviluppo locale. Avevamo sperimentato nel passato dei progetti chiave, una novità che si troveranno gli interessati nel bando è l'introduzione di progetti di comunità. È una definizione, in realtà è una modalità per tenere insieme vari interventi che perseguono un fabbisogno, un obiettivo coerente a un fabbisogno a cui si tenta di dare risposta. Eccolo qui il riparto finanziario. Complessivamente a questo intervento sono affidati circa 50 milioni e 700-800 mila euro, così articolati 300 mila euro nel primo intervento, perché serve semplicemente per favorire la candidatura di strategie, la spesa per realizzarle. Poi invece i restanti sono articolati nell'altro intervento SRG 06, che è il cuore. Quasi 37 milioni, poco più, sono affidati proprio agli interventi a beneficio diretto del territorio, quindi andranno ad alimentare i bandi. 9 milioni, poco più, 9 milioni e 3, dovranno sostenere la vita del partenariato locale, nel senso che ogni GAL poi deve attrezzarsi, deve avere una sua struttura minima di funzionamento e deve svolgere delle attività di animazione, di presidio del territorio, di coordinamento. Infine, altro elemento di novità, vedete 4 milioni invece sono affidati ai GAL, li affidiamo, e hanno una finalità precisa, e cioè sono rivolti agli investimenti, all'azione complementare che il complemento deve fare, perché è scritto nel PSN, a sostegno delle eventuali nuove aree interne individuate. In Veneto ce ne sono 2 di nuove individuate con la DGR 608 che interessano la zona montana. Ecco, sarà uno dei primi bandi, anzi sarà il primo bando a partire, questo qui della selezione dei GAL. L'assessore presenterà la delibera alla prossima giunta, perché entro 12 mesi dal 2 dicembre devono essere approvati e resi operativi i nuovi GAL. Io con questo ho concluso, vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento. Grazie mille al dottor Contarina. Ne approfitto per dire appunto che i bandi verranno presentati, ci sarà un tour di presentazioni per il Veneto ad aprile, ma questo ovviamente lo troverete anche nel sito, vi verrà data comunicazione. Adesso facciamo veloci perché siamo un po' in ritardo, ma adesso vedremo di recuperare sicuramente un po' di tempo prima del coffee break. Lo facciamo entrando nelle prime delle tematiche che andremo a trattare. Tra l'altro l'assessore l'ha citato prima, quello del cambiamento climatico, quindi adesso comunque vogliamo parlarvi di ambiente e di clima. Lo facciamo con la dottoressa Barbara Lazzaro della direzione dell'agroambiente della regione del Veneto. Quindi entriamo subito nel vivo e vediamo appunto lo sviluppo rurale per il Veneto 2023-2027 rispetto a queste due temi abbastanza importanti. Pronti? Noi a luglio ci eravamo lasciati qua. Avevamo cominciato da qui dicendo che all'interno di tutta l'architettura verde della PAC c'erano tutta una serie di attività che dovevamo implementare, finalizzate da un lato allo sviluppo dell'agricoltura biologica, dall'altro al mantenimento dei caratteri paesaggistici della nostra regione. Ancora, 2 focus importantissimi erano quelli della riduzione dei pesticidi e della riduzione delle emissioni, e il terzo era quello della riduzione dei fertilizzanti azotati e a base di fosforo. Questo è l'insieme delle attività su cui abbiamo lavorato da luglio a dicembre,
Per introdurre tutto questo pacchetto che comprende tutti i sistemi e le attività che già facevamo all'interno dello sviluppo rurale precedente, integrandoli al contesto nazionale e associandoli anche a tutta una serie di filoni che riguardano investimenti specifici in materia di clima, ambiente e benessere animale, di cui vi parlerà dopo il dottor Zannol. Quello che è stato lo sforzo grande è stato, da un lato, la potenzialità di introdurre la realtà veneta all'interno del contesto nazionale, e vi assicuro che non è stata cosa semplice. Dall'altro, quello di dare giustificazione delle specifiche venete all'interno del contesto regionale in sede di contrattazione con la Commissione a Bruxelles, che era fatta attraverso i colleghi del MIPAF. In sostanza, dei punti cardine della prima slide, ogni tema trova la sua connotazione finanziaria e le proprie misure per attivarsi. Le trova sia in riferimento a tutte le SRA, cioè alle misure a superficie del prossimo complemento di sviluppo regionale, ma anche, come dicevamo, all'interno di misure che sono relative agli investimenti specifici. Il grande tema che sta alla base di tutte le misure a superficie del Veneto che dovremo applicare è il rispetto della condizionalità rafforzata. Perché ci sono, e ve l'avevo già detto in luglio, quei punti rossi? Perché quelli sono temi nuovi che nella condizionalità prima non c'erano e che derivano in parte dal greening, in parte proprio dal nuovo regolamento. Ha detto prima l'assessore che ieri e l'altro ieri a Roma si sono incontrati in Commissione Politiche Agricole per licenziare il testo nazionale del prossimo decreto ministeriale condizionalità. È un decreto molto complesso, però all'interno di questa complessità io vorrei darvi proprio dei là di attenzione. Il primo là è relativo alla BCA 4, che è la vecchia BCA 1, cioè il rispetto delle distanze dai corsi d'acqua e dai corpi idrici. In ogni caso, in Veneto questa BCA troverà un rafforzamento. Perché? Perché sostanzialmente nel decreto ministeriale lo stato di ottimo stato chimico, quindi uno stato ecologico ottimo e uno stato chimico buono, laddove presenti, sono l'unica condizione che permette la non possibilità di seminare una fascia erbacea di rispetto al lato dei corpi idrici. In tutti gli altri casi dove prima avevamo i 3 metri scompaiono, i 3 metri diventano sempre 5 e nel caso dei programmi d'azione nitrati, laddove sono presenti, i 5 metri diventano anche di più, diventano i 10, ok, che sono scritti all'interno del programma d'azione, nel caso dei liquami, faccio l'esempio. Altra cosa importante, BCA 5 e BCA 6 sono completamente nuove. Sono due condizionalità nuove che determinano per l'agricoltore la necessità di sapere dove inserire 60 giorni di stop per le sue attività di affinamento dei terreni in campo. Durante il periodo la BCA 5 prevede che dal 15 settembre al 15 febbraio l'agricoltore individui 60 giorni continuativi in cui non interverrà con lavorazioni minime di campo. La BCA 6, copertura minima del suolo, prevede che ci siano anche in questo caso 60 giorni tra il 15 settembre e il 15 di maggio, dove l'agricoltore dimostri di aver lasciato i terreni nella loro condizione o perché ci sono dei residui colturali che rimangono nel sito o perché ci sono delle erbe spontanee o seminate che rimangono a copertura di quella superficie.
Altra cosa che ritengo importante segnalarvi come spunto è la BCA 7 e la BCA 8.A. Perché? Perché esiste un regolamento che dice che la BCA 7 e 8, primo impegno, quello sul 4% delle superfici da mantenere non coltivate, non si applica nel 2023. Vero, verissimo, ma attenti qua, la BCA 7 e 8 si applica se chiedo gli ecoschemi, se chiedo le H. E questo sarà scritto nel decreto ministeriale condizionalità. Quindi chiunque approccia a ecoschemi o a complemento di sviluppo rurale dovrà rispettare anche BCA 7 e BCA 8. Altra cosina, BCA 1 e BCA 9 sono nuove e riguardano il rispetto dei prati permanenti. Rispetto dei prati permanenti che implica mai distogliere il prato permanente o il pascolo, perché prato permanente per la Commissione significa anche pascolo, distoglierlo dalla sua condizione, quindi divieto di aratura. Ecco. Questi sono punti chiave che è bene avere, come quello sul nuovo CGO 1 di condizionalità, che prevede degli impegni relativamente al fosforo collegati a direttiva quadro acque. Qual è l'impegno nazionale che viene replicato per tutti gli agricoltori senza limiti di dimensione? È quello di tenere un registro per tutti i fertilizzanti commerciali a base di fosforo. Perché per quelli commerciali? Perché per quelli di origine animale il fosforo lo troverete già individuato all'interno delle registrazioni delle distribuzioni agronomiche che vengono eseguite nei nostri registri di applicazione di direttiva nitrati. Ultima cosa, c'è un nuovo CGO che è il CGO 8 sui pesticidi, che non è il vecchio CGO 10 che riguardava l'attenzione sul registro e sull'etichettatura e sulla presenza dei dispositivi di protezione individuale per la distribuzione dei fitosanitari. È un CGO che verificherà la presenza del patentino o certificato di abilitazione, scegliete voi, il controllo funzionale, la taratura delle attrezzature, ma verificherà anche tutte le attività di manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari fino alla dismissione dei contenitori vuoti. E qua mi fermo. Preso atto che questa è la nuova branca di condizionalità rafforzata e che comunque chi appartiene a pagamenti del vecchio sviluppo rurale che continuano sarà controllato anche sui vecchi CGO di condizionalità, quelli sull'identificazione degli animali che nella rafforzata non ci sono più, e anche questo lo dice il nuovo decreto ministeriale. L'altro aspetto da tenere in considerazione su cui stiamo lavorando è come questa condizionalità rafforzata si innesca sui diversi ecoschemi che sono stati proposti e come i diversi ecoschemi che sono stati proposti si relazionano con le misure a superficie del nuovo complemento di sviluppo rurale. Perché lo stiamo facendo adesso? Perché adesso siamo arrivati all'ultima versione pseudo definitiva dei conteggi che il CREA ha fatto sugli ecoschemi, sui valori degli ecoschemi. Quello che dobbiamo assicurare all'agricoltore veneto in questo momento è che non ci sia mai sovrapposizione tra quanto percepisce nell'ecoschema e quanto percepirà con le misure a superficie della PAC. Perché? Perché se facciamo così gli diamo la libertà di aderire all'ecoschema, pigliare l'ecoschema e aderire anche a una misura a superficie della PAC.
Questo è lo sforzo che stiamo facendo. Però attenzione, perché questa compatibilità che stiamo studiando non vuol dire che in tutti i casi potrà esserci sempre e comunque cumulabilità completa di quel pagamento. Anche su questo stiamo arrivando, perché è la nostra meta. Il fatto che un agricoltore del Veneto possa percepire per intero sia l'ecoschema, laddove compatibile, sia il valore che è riconosciuto dal pagamento dello sviluppo rurale. Entriamo adesso in che cosa è complemento dello sviluppo rurale, ma già vecchio il complemento di sviluppo rurale perché stiamo già ragionando sui bandi. Allora, quello che comincerà subito ad essere proposto agli agricoltori attraverso i bandi sono quelle misure che già conoscete e che hanno trovato completamento al 31 dicembre del 2022, con i diversi trascinamenti che sono avvenuti. Su queste misure però, per ognuna di esse, ci sono delle novità. Nel caso della H3, che è la misura sul no tillage, la novità è che all'interno degli impegni l'agricoltore dovrà anche aderire a una misura formativa di consulenza o di formazione all'interno del periodo dei 5 anni di impegno. Per quanto riguarda invece la gestione dei prati permanenti, cambiano moltissime cose, perché non ci sarà più il bisogno di presentare una comunicazione sotto soglia, non ci sarà più l'impegno del mosaico, non ci sarà un obbligo relativo ai carichi a superficie per le diverse aree, se non quelle che sono definiti dal programma d'azione nazionale, regionale, ma la cosa importante è la possibilità di anche definire il numero di sfalci in funzione dell'altimetria delle zone. Questo perché? Perché si parte da una misura nazionale che dice che per ottenere questo contributo deve essere ridotto almeno di uno sfalcio il numero ordinario degli sfalci realizzati. Per quanto riguarda invece le attività di pascolo, anche per le attività di pascolo non ci sarà la comunicazione sotto soglia, ma c'è un vincolo che dipende, come ha detto prima il dottor Comacchio, da una base che è il decreto, il DM pagamenti diretti, che impone che gli animali detenuti dal richiedente siano quelli pascolati e in funzione del suo codice di allevamento. Altra novità è quella relativa alle fasce tampone ai boschetti, di cui riapriamo il bando, che chiederà un'identificazione grafica di dove sono collocate queste strutture arboro-arbustive. Un'altra attività importante che aprirà è quella degli allevatori custodi. Per gli allevatori custodi ci sarà una razza animale in più, che è quella del cavallo bardigiano, oltre all'impegno nei 5 anni di adesione di aderire a un'attività formativa. Per il biologico, sia per l'introduzione che per il mantenimento del biologico, bisognerà dimostrare di aver effettuato la notifica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si fa la domanda di adesione. Questo non è un aspetto definito dal Veneto, ma è un aspetto trasversale del contesto nazionale. Anche per il biologico ci sarà la necessità di aderire a un'attività formativa nei 5 anni di impegno, e per il biologico la grande novità è che possono essere presentati a pagamento anche tutte quelle superfici foraggere che fino al bando, all'ultimo bando da noi realizzato,
avevano la necessità di essere giustificate da presenza di uva zootecniche. Tutte le superfici foraggere biologiche possono entrare a pagamento nel sistema bio. Cosa cambia all'interno del contesto generale degli aiuti a superficie? Cambia che vanno sempre riferiti ad impegni che iniziano il 1° gennaio e finiscono il 31 dicembre del quinto anno di adesione. Quindi questa chiave del 1° gennaio è una chiave che necessita per gli agricoltori di avere una programmazione e una individuazione sulla base anche di quello che è lo schema che ha presentato prima il dottor Contarin, ma anche di quelle che sono le necessità di rotazione delle colture che sono obbligate da BCA 7 e dall'ecoschema 4, di cosa intenderò fare l'anno dopo sulle mie superfici. È un impegno questa roba qua, mi rendo conto, perché uno deve sapersi programmare per aderire allo sviluppo rurale, deve sapere cosa avrà intenzione di fare dall'anno dopo, perché gli impegni vanno sempre dal 1° gennaio, indipendentemente dal fatto che il bando si faccia per il 15 maggio. Altra cosa che è trasversale a tutto è la condizionalità sociale. Infine, altra cosa trasversale a tutto lo sviluppo rurale, a tutte le misure a superficie, è che non sono previste adesioni per terreni che sono soggetti a forme di asservimento per la distribuzione degli effluenti. Le superfici che aderiscono allo sviluppo rurale sono superfici su cui distribuisco con responsabilità di soggetto beneficiario gli effluenti. Quindi contratti di cessione, ma non asservimenti. Queste sono le misure invece nuove. Ci sono misure che andranno a rispondere ai temi delle emissioni in atmosfera e parliamo di la misura per l'apporto di sostanza organica ai terreni, sempre interrati e sempre finalizzati all'utilizzo di materiali palabili di origine agricola, e soprattutto la SRA 16 e la SRA 13 finalizzata alla riduzione delle emissioni in atmosfera tramite iniezione contestuale e sempre obbligatoria per tutto il periodo dell'anno dei liquami e degli assimilati. Abbiamo anche in cantiere una misura che aprirà più avanti sulla conversione dei seminativi in prati, prati non fertilizzati e prati non concimati, che hanno una finalità esclusivamente di biodiversità, e una misura completamente nuova che probabilmente apriremo nel 2025, che riguarda la riduzione delle emissioni di ammoniaca collegate a una distribuzione diversa dei fertilizzanti di origine azotata. Non si distribuisce urea, si distribuiscono fertilizzanti azotati a lenta cessione, lo si fa con distribuzione di precisione attraverso mappe di prescrizione e mappe di resa. Scusate, in teoria avrei chiuso. L'ultima roba che vi dico è che c'è un forte impegno anche sul settore prodotti fitosanitari, perché c'è una nuova misura che aprirà probabilmente, di cui vi daremo conoscenza, probabilmente in autunno, perché siate pronti ad applicarla dall'inizio dell'anno prossimo, che riguarda la riduzione dei prodotti fitosanitari e la sostituzione di molecole, soprattutto dove il monitoraggio ambientale realizzato dall'ARPA ha dimostrato che ci sono dei problemi da risolvere. Quindi ci sono tutta una serie di sostituzione di molecole, soprattutto legate alla produzione e alla difesa fitosanitaria del mais, della soia e della vite, che saranno proposte su aree specifiche. C'è un'azione molto spinta che invece porta
all'utilizzo di tecniche a scelta sulla confusione sessuale e il disorientamento delle specie ad attacco fitosanitario, e anche su attività di uso di insetti specifici. Ultimo, per chi dovesse preoccupare che non vede nulla riguardo alla vecchia misura 10.1.2 che portava riduzione dell'irrigazione e la misura del consiglio irriguo nei terreni con riduzione combinata dei fertilizzanti a base di azoto, questa misura qui ci sarà con continuità dal 2025 per 5 anni e costituirà un pacchetto, perché purtroppo a livello nazionale non abbiamo potuto presentarla come una misura unica, ma diventerà un pacchetto a cui aderirà l'agricoltore, che comprenderà 3 azioni. L'azione H2, che è un'azione sulla riduzione del volume irriguo, l'azione H6 che riguarda la realizzazione di cover crop e l'azione H20, azione 1, che riguarda la riduzione del 30% dell'azoto sulle superfici coltivate. Basta. Grazie mille, assolutamente. Questa era la prima delle tematiche. Vi ricordo che potete già fare le domande, c'è la regia che sta lavorando per noi e per voi per tutte le domande. Vi ricordo nome, cognome e organizzazione per aiutarci anche a rispondervi. Come vi avevamo anticipato, c'è anche una novità in seno alla comunicazione. La comunicazione è sempre la base di tutto e quindi vogliamo adesso parlarvi in particolare della comunicazione dello sviluppo rurale. Oggi ufficialmente parte anche la campagna istituzionale Le nostre radici, il futuro della terra, che si concretizzerà poi in azioni sia generaliste anche nella stampa, nei media tradizionali, ma anche nella parte online, nella parte anche comunicativa e quindi visuale, con uno spot che poi vi presenteremo in via ufficiale subito dopo l'intervento del dottor Gianna Asti della direzione ADG Fersa Bonifica Irrigazione, Programmazione e Sviluppo della Regione del Veneto, al quale passo la parola. Grazie. Buongiorno a tutti, a me il compito di presentarvi la nuova comunicazione dello sviluppo rurale all'interno di quella che è la strategia, le campagne e le azioni dedicate. A partire da un quadro normativo europeo regolamentare che tra i vari compiti che affida all'autorità di gestione c'è quello della pubblicità al programma, pubblicità rivolta sia ai portatori di interesse ma anche una pubblicità ad ampio spettro rivolta fino a tutta la cittadinanza. Come Regione Veneto abbiamo impostato una strategia di comunicazione intera per lo sviluppo rurale che si attua attraverso un piano di comunicazione. E in questo momento sviluppiamo un piano di comunicazione con un affidamento quadriennale che copre il periodo 22-25 che si prefigge di realizzare una serie di output che vedete sintetizzati in questa slide con dei numeri e che vanno ad abbracciare varie aree di intervento, dalla pianificazione al coordinamento, alla parte dei materiali, grafici, iconografici, multimediali, la gestione dei canali web e social, le campagne pubblicitarie, gli eventi e gli incontri come quello odierno a cui stiamo assistendo e pubblicazioni e materiali utili per la diffusione dello sviluppo rurale. Siamo in un periodo storico, come abbiamo capito e come i relatori prima di me hanno già anticipato, particolare perché ci troviamo in un momento in cui abbiamo la programmazione 14-22 che è ancora in corso e che comunque vedrà la sua conclusione nel 2025 per il meccanismo dell'N+3 che descriveva anche il dottor Contarin prima di me. Vediamo la partenza però della programmazione 23-27, di conseguenza ci troveremo in un periodo di sovrapposizione tra le due. Si tratta non solo di un periodo di sovrapposizione, ma anche, come è stato già detto prima di me, di un cambio di approccio. Si passa da un programma di sviluppo rurale regionale a un complemento di sviluppo rurale regionale all'interno di un piano strategico nazionale. Quindi c'è un cambio anche di terminologia, abbiamo visto. Questo ha imposto anche un cambio nella modalità di comunicare lo sviluppo rurale. Il nuovo approccio punta a promuovere quindi lo sviluppo rurale come politica e all'interno di questa politica ricomprendere poi le differenti programmazioni a cui aderiamo.
naturale a questo punto esigenza è stata quella di andare a definire un nuovo logo e una nuova immagine coordinata per lo sviluppo rurale. Il logo che vedete, che avete visto anche nei materiali e nelle slide presentate prima di me, si caratterizza dalla presenza di un albero stilizzato che ovviamente richiama il mondo dell'agricoltura, il mondo dell'ambiente. È un albero rigoglioso, è un albero che si protende verso l'alto, verso il futuro. È un albero però che ha delle radici ben piantate in quello che è il patrimonio territoriale della nostra regione, ma è anche, le radici sono anche il simbolo della rete tra imprese, con gli enti e non da ultimo tra le persone. Persone che sono anche richiamate nei rami laterali del logo e che vedete che sono non solo fuse con l'ambiente, ma sono anche protese alla ricerca di nuove prospettive, nuove possibilità. E infine nella parte alta la presenza delle foglie che vanno a richiamare il logo della programmazione 14-22. Altra novità, la campagna istituzionale verso tutta la cittadinanza che prende il via oggi e di cui avrete l'anteprima al termine del mio intervento. Si tratta di uno spot intitolato Il diario di Chiara, è una prima puntata di una serie che realizzeremo nei prossimi anni e che va a diffondere a tutto tondo il messaggio dello sviluppo rurale. La campagna riguarderà anche i risultati con le storie di sviluppo rurale, quindi le imprese del nostro territorio che hanno realizzato degli interventi grazie ai fondi del PSR Veneto 14-22. Alcune di queste imprese sono state intervistate, sono state prodotte dei prodotti di video intervista che sono già stati in queste settimane pubblicizzati attraverso portali informativi regionali, attraverso i canali social, ulteriori verranno messi a disposizione nei prossimi mesi e sono presenti comunque nel sito internet dedicato allo sviluppo rurale. Ho citato il sito internet, come è stato già anticipato prima, da oggi è online il nuovo sito dello sviluppo rurale, venetorurale.it. È un sito che, alla luce di quello che dicevo prima per il concetto di sviluppo rurale, va ad abbracciare entrambe le programmazioni, quindi c'era la possibilità di spaziare sia sulla programmazione 14-22 sia su quella 23-27. È un sito realizzato con una nuova grafica, con nuova modalità, con lo scopo di rendere il più possibile fruibili e immediate le informazioni per tutti coloro che sono interessati ad approcciare allo sviluppo rurale. È già dotato di numerose sezioni e nei prossimi mesi verrà ulteriormente implementato a mano che il complemento prenderà piede e si svilupperà. La pubblicazione Sviluppo Rurale Veneto 23-27, per chi è in sala l'avete trovata all'interno della borsetta, per chi ci segue da casa è già disponibile sul sito internet nuovo la possibilità di scaricarlo in formato PDF. Si tratta di un documento di sintesi del complemento regionale, un documento di sintesi perché ovviamente a fronte di un documento di 400 pagine abbiamo cercato di rendere fruibile le informazioni principali più immediate che possono aiutare a orientare nella scelta e nell'approccio al complemento. Sottolineo in modo particolare la presenza all'interno di 44 schede intervento dedicate ognuna ai 44 interventi che andiamo ad applicare e attuare nel territorio veneto. E su ognuna di queste pagine troverete in basso a destra un QR code che vi permetterà il richiamo diretto alla pagina del sito internet nel quale si parla dell'intervento prescelto. Attualmente troverete le stesse informazioni presenti nella pubblicazione, mano a mano che andremo a aprire i bandi sono pagine che verranno implementate con ulteriori informazioni. Questo permetterà poi una fruibilità diretta e immediata di tutte quelle che sono le informazioni aggiornate. Un'ultima cosa, la newsletter, molti di voi probabilmente sono già abbonati alla nostra newsletter di Sviluppo Rurale Veneto, una newsletter che permette di ricevere via mail con cadenza mensile le informazioni, le novità sullo sviluppo rurale, quindi permette di poter cogliere fin da subito le nuove opportunità, permette anche di vedere mano a mano come procede l'andamento del programma. Per chi volesse iscriversi sul sito è presente la possibilità di compilare un form e compilato quello comincerete a ricevere la nostra newsletter. Io ho concluso in questa veloce panoramica di quelle che sono le novità nella comunicazione, vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro anche una buona visione dello spot che chiedo alla regia di mettere in onda. Grazie.
Matteo è il mio migliore amico. Lui abita in campagna. Insieme viviamo tantissime avventure. Oggi siamo andati nel vigneto della sua famiglia, in mezzo a 1000 grappoli d'uva. PS, ho preso una foglia di vite per ricordarmi questa giornata. Agnese, la mamma di Matteo, è preoccupata perché non piove da tante settimane. Ad un certo punto ho sentito un profumo, quello della marmellata di zucca del signor Giorgio. È dolcissima! Ho anche scoperto come si seminano le castagne. Crescono, crescono e diventano alberi molto grandi. E a fine giornata mi ha portato nel suo posto preferito, all'ombra del vecchio castagno. Caro diario, io e Matteo abbiamo fatto una promessa. Ci prenderemo sempre cura di questo posto. Croce sul cuore. Matteo? Questo è lo spot che da oggi appunto potrete vedere. Adesso abbiamo 15 minuti di pausa e poi ci ritroviamo per continuare. 15 minuti e ci ritroviamo qui. Allora, per chi era anche in piedi prima, si sono liberate delle sedie davanti, quindi vi dico informazioni di servizio che potete anche recuperare le sedie davanti. So che dovremmo essere comunque collegati già, giusto? Siamo collegati? Quindi ne approfitto per risalutare anche le persone che ci stanno seguendo in streaming. Mi dicono essere più di 200, quindi insomma siamo davvero tanti in questa mattinata. E sempre le informazioni tecniche, vi chiedo cortesemente di continuare a fare domande, nome, cognome e settore di appartenenza a organizzazione, lo dico anche alle persone che ci stanno seguendo in streaming, perché appunto la regia sta lavorando già per preparare le possibili risposte alle vostre domande, le suddividete per appunto le tematiche che stiamo trattando. Tramite il QR code del Padlet, la modalità Padlet, potete fare le domande, la trovate sempre nello shopper. Tutto il resto lo trovate, lo potete scaricare e consultare nel sito nuovo che appunto abbiamo presentato insieme alla campagna istituzionale Lo Spot, e per questo devo ringraziare in particolare Tasca e Squizzato che sono in sala qui con noi, che hanno ospitato le riprese dell'agriturismo Cadememi, quindi un ringraziamento, eccovi qua, un ringraziamento a nome di tutti, insomma, e poi era molto bello lo spot, quindi siamo anche molto contenti. Riprendiamo i lavori di questa mattinata e riprendiamo appunto parlando di, in particolare, interventi per investimenti, conoscenze e cooperazione. Lo facciamo con il dottor Alberto Zanol della Direzione Agroalimentare della Regione del Veneto.
Grazie, buongiorno a tutti. Allora, io vi presenterò in maniera, diciamo, darò una carrellata di quelle che sono gli interventi che sono collegati a queste grosse macrocategorie, quindi investimenti, conoscenza e cooperazione. Quegli interventi, diciamo così, che sono cruciali e sono il cuore di quella che è effettivamente, diciamo così, la spinta innovativa che dovrebbe avere questo e deve avere queste attività, questa azione che intraprende la Regione dal 2023 al 2027. Ovviamente si tratta di interventi e finalità che sono in continuazione, in continuità con quello che già è stato fatto fino a questo momento, in questa programmazione, ma anche nella programmazione precedente, diciamo così, a sancire quella che è la costanza di quella che è la volontà da parte dell'amministrazione regionale di accompagnare il sistema agricolo e agroindustriale verso, diciamo così, verso il futuro, o comunque verso la possibilità di diciamo così, avere di fronte nuove sfide e riuscire evidentemente a vincerle. Prego. Non vedono le slide. Ah, caspita. Non vorrei che... Io esco e rientro, perdonatemi, ma siamo già in presentazione, sai? Sì. Allora, riprendiamo un attimo, più che altro lo dico alle persone che ci stanno seguendo in collegamento, adesso riprendiamo e magari mostriamo le slide, però non si collegano allo schermo. No, esatto. Abbiamo un problema con il collegamento dello schermo? Forse è stato staccato un filo? Mi sembra la cosa di solito possibile, più semplice solitamente è questa. Vediamo, se no è solo una questione di impostazioni. Si vuole parlare a braccio senza slide. Tanto poi le slide le ritrovate sul sito, questo è il senso, per farvi consultare il sito ed eventualmente scaricare le slide o gli interventi. Ne approfitto intanto per ricordarvi di fare le domande su Padlet, che quindi potete già farle, vediamo. Non c'è. Eccoci, ce l'abbiamo fatta. Risolti i problemi tecnici possiamo riprendere. Allora, chiudi. Non devo preoccuparmi, vero, della... Oddio, bisogna riattaccare il computer? Sì, perché sennò si spegne direttamente. Non vogliono farmi parlare. È venerdì 17, ma non siamo scaramantici. No, assolutamente. Di solito porta fortuna, quindi... Oggi c'è la festa del venerdì, sì, del re dello gnocco a Verona. E anche la festa del gatto, quindi c'è un po' di tutto. A posto. Allora, dunque, suddividendoli in queste grosse macro categorie, allora scorriamo un attimo quelli che sono gli investimenti che sono funzionali direttamente alla competitività. E vedete qui sono elencati gli investimenti a favore dei produttori agricoli di base, quindi delle imprese agricole, siano essi legati evidentemente agli investimenti per la produzione agricola, sia per la diversificazione. Ma anche all'interno di questo pacchetto ho posto anche gli investimenti per prevenzione e ripristino del potenziale produttivo agricolo, che sono altri investimenti fondamentali per garantire il mantenimento della competitività del sistema produttivo appunto agricolo di base. Dentro questo sistema manteniamo l'insediamento dei giovani in agricoltura, e poi altri due investimenti che in realtà nel complemento e neanche nel piano strategico nazionale sono nell'ambito della cooperazione, ma che logicamente sono all'interno come finalità all'interno del pacchetto della competitività, perché la partecipazione ai regimi di qualità e la promozione dei prodotti di qualità, anche questi sono funzionali a garantire evidentemente un miglioramento delle prestazioni, diciamo prestazioni economiche della produzione primaria. Infine gli investimenti per la trasformazione e per la commercializzazione delle produzioni agricole, quindi la cosiddetta agroindustria. Le scadenze di bando, cioè come la cronologia, diciamo così, dei bandi. Abbiamo mantenuto per gli investimenti più legati alle produzioni primarie, vedete quindi gli investimenti per le aziende agricole
li abbiamo mantenuti con una cadenza annuale, così come l'insediamento di giovani in agricoltura, per dare la garanzia evidentemente della continuità nella definizione della misura e della erogazione della misura. Abbiamo concentrato nei primi 3 anni invece gli investimenti per la diversificazione delle attività, in maniera tale da poter vedere poi eventualmente, se sussistono le condizioni, eventualmente l'apertura di ulteriori bandi per questo tipo di interventi, mentre per gli altri interventi che abbiamo anche qui richiamato la programmazione, la cronologia precedente, abbiamo mantenuto i 2 appuntamenti nell'arco dei 5 anni, in particolare per quanto riguarda gli interventi agroindustriali, proprio perché trattandosi di interventi solitamente abbastanza cospicui in termini finanziari, ma anche in termini evidentemente di esecuzione, in questo modo gli abbiamo dato maggior respiro e soprattutto abbiamo concentrato le risorse all'interno evidentemente di 2 singoli, slot. Le risorse, allora, vedete qui è indicato quelle che sono le risorse, c'è il codice degli interventi, ma io ve li riassumo brevemente. La parte del leone ovviamente la fa gli investimenti agricoli produttivi, insieme all'insediamento. Come sapete c'è una connessione, vanno in coppia e continueranno ad andare in coppia, che insieme fanno 189 milioni. Dopodiché ci sono gli investimenti nel settore dell'industria, quindi gli investimenti agroindustriali con 50 milioni. Da questo punto di vista io volevo anche ricordare, facendo riferimento anche a quanto il dottor Contarini diceva per diciamo così, l'utilizzo dei fondi per la produzione di energia per autoconsumo e il rapporto che può esistere fra diverse fonti di finanziamento, rapporto in termini valutativi, cioè su quella che è l'opportunità e su quelle che sono evidentemente poi le manovre che dovranno essere fatte. Io ricordo che comunque all'interno e funzionali a questo tipo di aiuti, sia nell'ambito degli interventi per le aziende agricole, ma soprattutto per gli interventi per l'agroindustria, a livello nazionale sono stati aperti e verranno comunque aperti ancora bandi che sono collegati a fondi di carattere nazionali legati al PNRR. E tanto per darvi una cifra, ad esempio nei progetti di filiera che sono stati presentati fino al mese scorso presso il Ministero, abbiamo avuto e sono presenti 95 aziende, e quando parlo di aziende parlo di aziende agricole ma soprattutto aziende agroindustriali, che all'interno di questi progetti di filiera che svolgono la loro attività in Veneto, quindi sono venete, e quindi vedete e capite che è vero che queste sono le disponibilità finanziarie regionali, cioè del programma, ma in realtà queste disponibilità finanziarie devono essere un po' considerate complementari rispetto ad altre disponibilità finanziarie, magari anche più cospicue, che sono a livello nazionale e che devono essere comunque colte dalle imprese e dal sistema. Volevo poi fare invece un focus su quelli che sono invece degli interventi legati a specifiche finalità, clima, ambiente e benessere animale. Sono due classificazioni di interventi che sono nuove, ok? O comunque nuove nella loro declinazione, che abbiamo voluto declinare in maniera diversa rispetto alla declinazione che avevano nella precedente programmazione. Allora, vediamo il primo, anzi, vediamo prima quelle che sono la tempistica dei bandi e quelle che sono le disponibilità. Allora, per la tempistica dei bandi, gli investimenti produttivi in ambiente, clima e benessere animale avrà la stessa tempistica, a parte l'ultimo anno, 2027, però avrà la stessa tempistica, quindi un bando annuale in corrispondenza degli altri bandi legati agli investimenti nelle aziende agricole.
mentre gli investimenti produttivi non agricoli in aree rurali avrà 2 bandi nel 23, quindi quest'anno, alla fine di quest'anno, e nel 25. Le disponibilità, vedete, sono 4 milioni per il secondo caso, quelli i produttivi non agricoli, e 73 milioni e 393 mila euro per gli investimenti invece in aree, produttivi, investimenti per l'ambiente, il clima e il benessere animale. Quali sono questi interventi? In che cosa si esplicano? Allora, gli investimenti produttivi agricoli in realtà già potevano essere fatti anche nella precedente programmazione, ma non avevano una classificazione propria. In questo caso invece abbiamo una classificazione propria. La finalità è quella di migliorare le performance ambientali e il benessere animale. Poi si vengono a declinare in 4 azioni, una legata alla mitigazione dei cambiamenti climatici, e qui dentro ci vanno gli investimenti legati alla riduzione dei gas climalteranti e dell'ammoniaca, quindi tutti quegli investimenti collegati ai sistemi di gestione, soprattutto dei reflui, funzionali alla limitazione della emissione di questi tipi di sostanze. Tutti quegli investimenti collegati all'aumento della capacità di sequestro del carbonio e la produzione di energia per autoconsumo. Qui specifico la questione legata al fatto che il dottor Contarin prima aveva appunto fatto riferimento alla presenza comunque anche su ambito nazionale di questa tipologia di aiuto che determinerebbe una sovrapposizione rispetto a quelle che sono le disponibilità minime, ok, rispetto al nazionale di per quanto riguarda questo intervento, dicendo che nel complemento è previsto, perché ovviamente nel complemento siamo stati ampi, abbiamo inserito anche questa tipologia, è ovvio che poi l'opportunità di come si dice, applicare questa tipologia di intervento a livello evidentemente di singolo bando dovrà tenere in considerazione quello che è il contesto rispetto a ciascun tipo di intervento in ambito nazionale. Se ci sono fondi sufficienti a livello nazionale per questa finalità, ovvio che è bene, come ha detto il dottor Contarin, andare a utilizzare i fondi per altri scopi. La seconda e terza azione riguardano rispettivamente riguardano la tutela delle risorse naturali. Relativamente al risparmio idrico, quindi risparmio idrico e utilizzo dell'acqua, ma non solo utilizzo dell'acqua, ma anche accumulo dell'acqua a livello aziendale. E l'altra è, diciamo così, la funzionalità collegata al mantenimento della struttura e della fertilità del suolo, quindi tutte quelle che sono le macchine e le attrezzature funzionali a questo scopo, l'eliminazione dell'amianto e infine investimenti collegati alla riduzione dell'impatto dei trattamenti fitosanitari, quindi tutte quelle tipologie di macchine e attrezzature che siano funzionali a questo scopo, e poi impianti per il lavaggio delle irroratrici e il recupero dei reflui da produzione. Infine, l'ultima azione riguarda il benessere animale, quindi tutti quegli interventi che sono collegati e funzionali nell'ambito dell'allevamento al benessere animale, quindi direi una rilevante quantità. La novità da questo punto di vista, oltre alla, chiamiamola, implementazione generale, è che gli investimenti legati alla riduzione dei gas climalteranti e ammoniaca e quelli per le piazzole di lavaggio, quindi il biobed, specificatamente legate appunto alla tipologia del biobed, hanno un'intensità di aiuto pari all'80%, quindi più alta rispetto all'ordinario. Investimenti non produttivi agricoli, questa è la novità che rispetto a quello anche presentata, che è confermata. Qui cambiamo e facciamo in modo di finanziare specificatamente delle
le micro e piccole imprese artigiane conto terziste che attivano servizi nei confronti degli agricoltori. Quindi gli investimenti saranno su macchine e attrezzature con specifici scopi, come vedete, e anche qui le piazzole per il lavaggio delle irroratrici e del recupero delle acque. Il sostegno è il 30% della spesa ammissibile con, vedete, questi limiti massimi e minimi. Questa è una novità, è proprio un intervento nuovo che speriamo possa avere evidentemente risultati positivi. Inserisco qui gli interventi per il sostegno nelle zone con svantaggi naturali, che sarebbe l'indennità compensativa cosiddetta, perché riguarda comunque una finalità di carattere ambientale. La somma a disposizione è di 90 milioni di euro e vedete come anche nella passata programmazione ci saranno dei bandi annuali, visto e considerato che poi l'impegno sarà un impegno annuale. Le condizioni di ottenimento del premio e i parametri per il calcolo del premio attualmente rimangono gli stessi rispetto a quelli della passata programmazione, e nel caso in cui debba essere valutata o comunque considerata una modifica di quelli che sono le condizioni di impegno, scusate, le condizioni di assegnazione del premio e i parametri per l'assegnazione, ricordo che bisognerà passare attraverso non solo una modifica del complemento strategico, ma anche una modifica del piano nazionale, perché quei parametri sono stati inseriti all'interno del piano nazionale. Comunque è un percorso che eventualmente non è diciamo così immediato, ma comunque è comunque aperta la possibilità di valutazioni in questo senso. Gruppo di interventi legati allo scambio delle conoscenze e alla diffusione della innovazione. Qui gli interventi, anche qui gli interventi tra virgolette si sono moltiplicati, nel senso che sono stati inseriti dei nuovi interventi che in realtà già esistevano ma non avevano tra virgolette vita propria, in maniera tale che anche questi interventi, diventando autonomi, possono essere evidentemente più declinati in maniera più precisa. Un intervento sicuramente nuovo è l'SRH 06, che sono i servizi di back office per l'Acchis, che vedremo poi in maniera un pochino più approfondita. Tempistiche. La tempistica qui è per tutti gli interventi due bandi, 24 e 26, quindi con, diciamo, in un certo senso una cadenza biennale, se vogliamo dargli questa definizione. L'unico intervento che invece parte immediatamente è l'intervento legato ai servizi di back office per l'Acchis, perché questo intervento è in realtà un'azione funzionale, ecco, a tutto il sistema della conoscenza e dell'innovazione, e quindi è corretto da un punto di vista anche logico farlo partire immediatamente per poi creare il substrato funzionale allo sviluppo delle restanti linee di intervento durante la programmazione. La disponibilità, vedete, la parte del leone la fa la formazione e la consulenza. La formazione, come sempre, è legata agli organismi di formazione e la consulenza agli organismi di consulenza, con appunto 24 milioni. Dopodiché vedete che c'è la misura legata alla formazione dei consulenti con 1 milione, l'SRH 02, formazione dei consulenti che è appannaggio ed è diciamo delegata a Veneto Agricoltura, come già fatto nella passata programmazione. La misura invece è legata al back office per l'Acchis. Non è una misura banale da un punto di vista, comunque banale da un punto di vista finanziario, perché ha una disponibilità di 2 milioni e mezzo, vediamo poi in cosa si esplicherà. Vi traccio solamente in maniera veloce quelle che sono le novità rispetto
diciamo agli interventi già esistenti nella passata programmazione. Vi specifico alcune questioni sulle azioni dimostrative e sull'informazione, questi due interventi nuovi e nucleati rispetto alla precedente programmazione. Qui ecco, le azioni dimostrative sono delle attività che vengono fatte in campo per dare evidenza di quelli che sono i risultati applicativi di ricerche e innovazioni tecnologiche. Quindi i beneficiari non possono essere altro che soggetti che fanno attività di ricerca e sperimentazione, soggetti che formano il sistema produttivo, sia da un punto di vista, chiamiamolo così, post scolastico, quindi gli enti formatori e gli organismi di consulenza, sia da un punto di vista scolastico, quindi anche gli istituti superiori agrari. Nell'informazione invece, che già esisteva, sono stati inseriti delle nuove possibilità di offerta, non solo quindi convegni, seminari, webinar o quant'altro, ma anche tutta quella serie di strumenti che possono essere funzionali a garantire una maggiore diffusione possibile di quelle che sono le novità e di quelle che sono l'innovazione riguardo evidentemente a specifici argomenti. I servizi di back office per l'ACHIS. Mi piace questa cosa, questo intervento mi piace chiamarlo intervento di cerniera, perché è un intervento che serve come substrato, come base, come humus per fare in modo di creare quelle che sono le situazioni funzionali all'innovazione. Questo tipo di intervento come beneficiario vede Veneto Agricoltura, proprio per la funzione che Veneto Agricoltura ha all'interno del sistema regionale, e serve ed è complementare ai servizi di consulenza, di formazione, sia di consulenti che di formazione ordinaria, e sia per quanto riguarda le azioni dimostrative. Si tratterà di mettere insieme una serie di dati e garantire la possibilità di accesso a dati e a banche dati per capire quali sono le esigenze e creare quindi volontà di innovazione. Sull'innovazione viene confermato l'intervento legato ai gruppi di sostegno del PEI-Agri, la cooperazione per lo sviluppo rurale locale e gli smart village e la cooperazione per azioni di supporto rivolti all'innovazione dei servizi del settore agricolo, forestale e agroalimentare. Sui PEI-Agri manteniamo quella che è diciamo così, l'architettura attuale. Invece sulla cooperazione per lo sviluppo rurale avremo diversi tipi di, diciamo così, di sottotipologie che però riguardano sempre e comunque l'animazione legata alla filiera corta e diciamo così, alla produzione locale, declinata in termini economici, in termini sociali, oppure in termini anche forestali, di cui vi parlerà poi la mia collega. Per quanto riguarda vedete lo scadenziario, qui abbiamo ordinariamente due bandi per quelli che riguardano evidentemente gli interventi di grossa entità, quindi i gruppi di sostegno ai PEI-Agri, mentre per quanto riguarda le altre tipologie adotteremo un bando iniziale, vista anche le quantità messe a disposizione, per poi andare ad effettuare le operazioni durante il periodo di programmazione. Queste infatti sono le somme che sono messe a disposizione. 15 milioni sono per i gruppi operativi, i PEI-Agri, e gli altri sono per gli altri due interventi. Finisco con questa ultima diapositiva, solamente per dire che, per dare un'idea di quella che è una misura fondamentale è una specie di perno rispetto a quella che sono
tutto il sistema della innovazione. Questa misura, questo intervento SRG 09 consente di collegare, consente da una parte di raccogliere quelli che sono i fabbisogni delle imprese e dall'altra parte di collegare nella maniera più appropriata i diversi soggetti che fanno parte fanno parte del sistema ACHIS della conoscenza e dell'innovazione, per fare in modo che il lavoro possa essere sinergico e possa essere rapido nel trasferimento. Io vi ringrazio e vi ricordo, accolgo l'occasione, per ricordarvi che venerdì prossimo la Regione, insieme a Unacoma, che è l'associazione dei produttori di macchine agricole, organizza un webinar alla mattina appunto di venerdì prossimo sulle macchine e sulle attrezzature, legato ai sistemi innovativi, sia per quanto riguarda l'ambiente, sia per quanto riguarda l'efficienza delle macchine, ma soprattutto per quanto riguarda le caratteristiche delle macchine in funzione di quelli che sono i criteri e le condizioni di omologazione. Questa è diciamo così, un'informazione molto importante, perché consente a coloro che si approcceranno in questo bando, che è aperto attualmente, ma anche in futuro, di conoscere e capire quali sono le macchine che possono essere considerate valide da un punto di vista di ammissibilità, anche per la finanziabilità nel programma di sviluppo attuale e anche in quello futuro. Grazie. Grazie mille, purtroppo siamo in ritardo, quindi abbiamo dovuto correre, ma ce la faremo. Vi ricordo sempre appunto che è possibile fare le domande anche alle persone a casa, e ne ho già viste che ce ne sono alcune, se ne volete adesso anche relativamente a quello che è stato detto poco fa, ma anche in anticipo rispetto all'intervento della dottoressa Maier, Silvia Maier, dell'Unione Operativa Foreste e Selvicoltura della Regione del Veneto. Poi appunto subito dopo l'intervento andremo anche a rispondere alle domande e chiameremo quindi qui anche i rispettivi per rispondere, anche da casa appunto, ve lo ricordo. Poi come sempre portatevi a casa la shopper con anche il vademecum e sul sito trovate tutto. E ricordatevi anche del sondaggio a cui rispondere lunedì, quando vi arriverà via mail. Perlomeno lo dico alle persone che ci sono in sala qui presenti, non a quelle in streaming. Per qualsiasi altra cosa ovviamente poi contattateci per ulteriori altre domande. Prego, dottoressa, a lei la parola, vediamo se funziona. Sì. Mi sa che erano tutte così anche prima. Sì, bisogna... Loro vedono solo la prima slide, se no più o meno. No, così poi se no si vede tutto. Abbiamo bisogno di una parte tecnica veloce. Facciamo un applauso anche a tutte le persone che stanno lavorando dietro le quinte per realizzare questo in tempi rapidi e in diretta, come si suol dire, meglio di Sanremo sicuramente. Eccoci qui. Dovremmo esserci. Sì. Questo dovrebbe essere acceso? Sì. Perfetto, grazie. Risolti tutti gli inghippi tecnici. Ringrazio e vi porto i miei saluti. Ultimo gruppo di interventi di questo complemento per lo sviluppo rurale, quello dedicato alle foreste. Ultimo ma non da ultimo, come si suol dire, e mi piace a questo proposito richiamare che il logo scelto dallo sviluppo rurale del Veneto per questa programmazione è fatto sostanzialmente da un albero, ovvero da 3 alberi, perché possiamo vedere 3 fusti, e quindi diciamo che le foreste sono nel cuore o al centro di questo sviluppo rurale, o così ci piace intendere. Adesso vedremo un po' più nel dettaglio. Prima di entrare nella descrizione degli interventi forestali, volevo fare
due parole di premessa per dare una chiave di lettura di quello che è stato tradotto, diciamo, in questo complemento dello sviluppo rurale. Infatti il settore forestale negli ultimi anni, proprio negli ultimissimi anni, diciamo dopo l'avvio della precedente programmazione, è stato al centro di dinamiche non sempre convergenti. Da un lato c'è una spinta, una sempre maggiore spinta a intendere le foreste con un'ottica di tutela, come bacino di biodiversità e come fonte primaria di qualità della vita, quindi dando alle foreste sempre una maggiore accezione, che aveva comunque già, di bene di interesse pubblico anche qualora si tratti di foreste di proprietà privata. Dall'altro i territori forestali, soprattutto quelli montani, si rivelano sempre più fragili di fronte a fenomeni conseguenti al cambiamento climatico, per affrontare i quali forse sono i territori meno attrezzati, non dal punto di vista della capacità intrinseca dei popolamenti forestali di essere resilienti e di reagire alla natura, ma perché hanno dei tempi che sicuramente non sono quelli auspicati dalle comunità umane che vivono nelle aree contermini nelle foreste. Infatti sulle colture agrarie, se aumenta la temperatura, possiamo cambiare il tipo di coltura da un anno all'altro, possiamo aumentare l'irrigazione, nelle foreste invece i cambiamenti non possono essere così immediati, non possono essere così guidati, ma le dinamiche necessitano di tempi molto più lunghi e quindi le foreste restano lì esposte ai cambiamenti climatici per periodi molto, molto più sensibili e reagiscono con tempi molto più lunghi. Attorno a queste dinamiche, a queste esigenze, si sta muovendo da un lato un corpo regolamentare a partire dalle normative unionali che vanno sempre più nel senso di promuovere una gestione forestale delle filiere forestali improntata alla sostenibilità, alla tutela della biodiversità, all'incremento del deposito del carbonio, all'uso a cascata del legname, eccetera, eccetera. Quindi un filone anche normativo che si impronta alla tutela e alla sostenibilità di tipo, diciamo, ambientale. Dall'altro vi è l'urgenza di intervenire per aumentare la resilienza rispetto a fenomeni climatici estremi o comunque all'aumento graduale delle temperature che in maniera più subdola è in grado di mettere in crisi interi ecosistemi. Nel tempo, gradualmente, oppure in maniera repentina, dove si verificano disturbi, uragano tipo Vaia e dinamiche del bostrico che stiamo conoscendo in questi anni non si erano mai verificati, e quindi è necessario intervenire per aumentare la resilienza e per intervenire anche in situazioni di emergenza. Tra queste due dinamiche, il settore forestale e chi lavora, chi opera, chi ha una professionalità e una cultura legata alle foreste, non sempre è la voce che viene più ascoltata e rischia di essere un po' schiacciata da altre pressioni, diciamo, culturali o azioni di emergenza, e questo fa perdere un po' di vista la centralità che la selvicoltura e le imprese della selvicoltura hanno nel presidiare entrambe e due le esigenze, ovvero da un lato nel tutelare un ambiente che nelle nostre situazioni, se non viene gestito, rischia di decadere anche dal punto di vista della biodiversità. Dall'altro, proprio per questi interventi, questa presenza continua di un tessuto imprenditoriale della selvicoltura attiva permetterebbe di forse mitigare e rendere i boschi e le nostre foreste più resilienti anche rispetto a fenomeni di dissesto, comunque accompagnamento, ad esempio accompagnando con la migrazione assistita delle specie, eccetera, accompagnando o accelerando l'adattamento al cambiamento climatico. Ecco, in queste tematiche, queste spinte che abbiamo visto, queste esigenze, nell'ultimo periodo hanno prodotto diversi strumenti proprio che non c'erano nella precedente programmazione. Uno è sicuramente il testo unico delle foreste e filiere forestali del 2018, che definisce un nuovo quadro ordinamentale per le foreste, che sono comunque, che si riflette poi nella normativa regionale, perché le regioni sono competenti su questo tema, ma nel quadro di questo nuovo testo unico. E a volte questi strumenti sono dotati anche di finanziamenti. Ad esempio, a valle del testo unico per le foreste è stata adottata prima volta in Italia una strategia forestale nazionale che delinea
per i prossimi 20 anni le priorità, le linee d'azione prioritarie, e che è stata dotata di un proprio fondo di finanziamento di ampiezza decennale, dal 2022 al 2032, e che quindi accompagna l'attuazione di queste politiche. Ma non sono gli unici fondi, non sono sicuramente fondi rilevanti e non sono comparabili con quelli dello sviluppo rurale, ma non sono gli unici, perché ci sono fondi anche di attuazione delle strategie UE, la nuova strategia forestale che è stata dell'Unione Europea, che è stata fatta propria in maniera anche forse poco attenta alle foreste dal PNRR, che ha veramente molto poco di finanziario per le foreste, ma che indirettamente finanzia un'azione che è quella di piantare 6.600.000 alberi in Italia entro il 2024. Quindi questo impatta indirettamente, anche se è una misura gestita direttamente dal Ministero dell'Ambiente, impatta comunque nel nostro settore. In più ci sono fondi stanziati per il contrasto al bostrico, non tralascio, ma insomma sono fondi che hanno già espletato in gran parte delle loro funzioni, fondi emergenziali per Vaia. Ci sono i fondi, come ha citato il dottor Contarin, per le strategie delle aree interne. Tutti concorrono a dare delle opportunità per quel tessuto sociale che impatta nei territori montani, soprattutto nelle aree interne, ma anche nel settore forestale. Su tutto questo ci sono anche dinamiche geopolitiche, la guerra, il Covid, eccetera, che impattano grandemente, ma impattano anche nel settore forestale. Basti pensare all'incremento del prezzo della legna da ardere, dei pellet, dei prodotti derivati dal legno, che derivava moltissimo da importazioni da quelle aree, che da un lato evidenziano un sistema di crisi, no? di questo settore, dall'altro però evidenziano anche alcune opportunità, perché la valorizzazione, dove prima si ricorreva tranquillamente all'importazione, adesso magari si può guardare con un occhio diverso alle risorse forestali nazionali, che sono in grado di produrre alcuni dei beni di cui c'è carenza. Allora, questa premessa, che forse può essere così considerata un po' fuori posto, l'ho fatta per evidenziare quello con cui era partito il dottor Contarin. Quindi tra le parole chiave, le 6 parole chiave, abbiamo visto che c'è la focalizzazione. Io qui la interpreto nella parola complementare, cioè la complementarietà, ovvero le risorse che adesso andremo a vedere destinate agli interventi di tipo forestale nel complemento dello sviluppo rurale, possono sembrare limitate, ma vanno viste in maniera complementare a quelle altre risorse che vengono messe in movimento dalle normative, dalle disposizioni e dagli strumenti che ho citato, ma anche ad esempio dai fondi strutturali, perché non di tutti i problemi del comparto forestale e delle fiere forestali può farsi carico lo sviluppo rurale, perché dove si va verso una maggiore dimensione può benissimo, ad esempio per il problema delle segherie, può a buon gioco intervenire lo strumento di programmazione dello sviluppo regionale, il FESR. Quindi quello che guardiamo, che andiamo a vedere adesso, è una cassetta di strumenti che speriamo possa essere funzionale per costruire un ingranaggio che però non è l'unico per mettere in moto lo sviluppo del settore forestale, va visto in sinergia, e quindi deve incastrarsi bene, e non sarà facile farlo perché alcuni strumenti guardano e hanno attenzione a quello che si muove nello strumento dello sviluppo rurale per lavorare in maniera sinergica, per altri la sinergia va trovata con un po' più di fatica, però insomma anche gli altri strumenti, strumenti devono costituire ingranaggi per un avanzamento complessivo dello sviluppo rurale. Detto questo, vengo ad illustrare rapidamente, perché la mattinata è stata intensa, gli interventi forestali del complemento sviluppo rurale per il Veneto, e in questa che vedete elencati in questa prima slide, dove abbiamo voluto evidenziare quelli che vanno in continuità con la precedente programmazione ed evidenziare anche delle nuove opportunità che sono
state introdotte solo con questa programmazione. L'articolazione è diversa, quindi non è sempre che univoca, non è sempre che l'intervento che trovate nel nuovo complemento corrisponda esattamente all'intervento. Le azioni le ritrovate, tutte quelle della precedente programmazione le ritrovate, ma magari articolate ed accorpate in maniera diversa. Questo è vero per le prime due, SRD 05 impianti di forestazione e imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli, SRA 28 sostegno per il mantenimento della forestazione. Questi entrambi due facevano due interventi però accorpati in maniera diversa. Prima l'investimento e la manutenzione facevano parte della stessa linea di intervento, stessa domanda di aiuto, qua invece sono spacchettati a seconda dei regolamenti del regolamento comunitario in due diverse linee di intervento che adesso vedremo in maniera più approfondita. In questo senso i più attenti di voi avranno notato che rispetto ai 9 interventi, linee di intervento annunciate diciamo luglio scorso nella bozza in fase di negoziato per il complemento dello sviluppo rurale, ne è stato espunto uno, che è gli impianti di forestazione e imboschimenti su terreni non agricoli. Questo è stato fatto perché così dovendo ottimizzare e focalizzare, come dicevamo prima, l'utilizzazione delle risorse, abbiamo ritenuto che quell'esigenza è in corso, cioè il presidio di quell'esigenza è già garantito ad esempio dai fondi del PNRR per la forestazione periurbana, dalla legge 13 e da altri interventi di imboschimento che vengono finanziati in questo periodo, tanto che probabilmente non avrebbero un bando focalizzato solo su questo, non avrebbe riteniamo destato interesse, quindi abbiamo ritenuto di focalizzare le risorse su quello che è il core business dello sviluppo rurale, ovvero rivolgere gli interventi sui terreni e sulle imprese agricole. Investimenti non produttivi forestali, anche qua abbiamo delle novità che vedremo poi nella disamina delle singole azioni. Investimenti produttivi forestali che ricalcano un po' quella che era l'impostazione della precedente programmazione. Poi abbiamo alcune novità. A fianco degli interventi per il ripristino dei danni alle foreste abbiamo introdotto anche quella che non era stata attivata, ovvero un intervento di prevenzione. Questa è una novità diciamo parziale, ma quelle che sono novità più sostanziali sono la SRA 31 che prevede il sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche forestali, quindi una misura dedicata alla vivaistica forestale che non c'è mai stata, ma in questo periodo ce n'è un estremo bisogno. Una nuova misura che è stata già annunciata da Contarin sull'avvio delle nuove imprese connesse alla selvicoltura, di cui si era sentito parecchio il bisogno, ma nelle precedenti programmazioni non si era riusciti ad attivare, e infine una misura di cooperazione per lo sviluppo rurale che ha 2 azioni focalizzate specificatamente nelle foreste. Velocemente, non so come siamo con l'orario. No. Abbastanza quindi, strettissimi perché siamo molto in ritardo. Scorro velocissimamente, quindi impianto forestazione e imboschimento su sistemi agroforestali e terreni agricoli, poche novità, c'è la possibilità di impianti imboschimento naturaliformi, in questo senso si va verso boschi permanenti soggetti a vincolo forestale con finanziamento al 100%, impianti di arboricoltura da legno che sono riconvertibili a fine ciclo, quindi non saranno soggetti al vincolo delle normative forestali, e abbiamo reintrodotto, cercando di aggiustarlo in modo da evitare gli inghippi che l'hanno reso proprio poco appetibile nella precedente programmazione, l'impianto di sistemi agroforestali su superfici agricole, declinato nei seminativi arborati o nei pascoli arborati. La dotazione finanziaria è di 1.650.000 euro, è previsto un solo bando fatto nel primo trimestre in modo poi da poter attivare, collegato a questo, le risorse dell'altra misura che va invece a finanziare
il mantenimento della forestazione in boschimento e sistemi agroforestali, che è l'SRA 28. Qui troviamo attivate dal Veneto 4 azioni, una che riguarda il mantenimento di imboschimenti naturaliformi su superfici agricole, il corrispondente per l'arboricoltura da legno limitatamente al ciclo medio-lungo, come era già in questo periodo di programmazione, e una rivolta al mantenimento dei sistemi agroforestali, tutte queste per 5 anni. Ne abbiamo aggiunto un'altra, di cui dalle istanze del territorio abbiamo ritenuto ci sia necessità, che è un po' particolare e che finanzia la trasformazione a bosco di impianti di arboricoltura che avevano esaurito gli impegni del vecchio 2080, vecchia misura H, perché spesso questi impianti di arboricoltura si trovano in una situazione di limbo. L'impianto di arboricoltura in sé è fallito, spesso i proprietari vorrebbero mantenere il bosco, non hanno opportunità di finanziamento, essendo finito appunto l'erogazione dell'incentivo, e quindi per 5 anni viene erogato un premio per la trasformazione di questi impianti a veri e propri boschi di tipo naturalistico permanenti. Qua il bando sarà fatto per il mantenimento delle prime 3 azioni nel primo trimestre 2025, una volta che perché queste sono strettamente collegate alla realizzazione degli impianti e delle misure che abbiamo visto precedentemente, mentre quello per la trasformazione degli ex impianti arboricoltura a legno in bosco viene aperto immediatamente, perché l'esigenza è ora. Benissimo, allora stringo. Investimenti forestali non produttivi, quella novità che abbiamo inserito in questo pacchetto di azioni anche la misura che riguarda la viabilità, considerata come strumento di accesso al pubblico e di pubblica utilità per l'utilizzo multifunzionalità del bosco. Questo cosa implica? Che la percentuale di finanziamento è molto maggiore rispetto a dove stava prima negli interventi forestali produttivi. Un'altra azione che abbiamo messo qui dentro è l'elaborazione di piani di gestione forestale, anche qua non più nelle azioni produttive ma negli investimenti non produttivi, considerato che un piano di gestione permette una gestione anche attenta all'ambiente delle foreste, e anche qua la percentuale di incentivo è sicuramente più interessante. Quindi quest'anno, se date un'occhiata alla tabella dei bandi, quest'anno per la pianificazione forestale si continuerà con il sistema basato sui fondi regionali. Dal 2024 questa misura verrà inserita nello sviluppo rurale. Attenzione, investimenti, incentivi più interessanti, stiamo anche rivedendo il preziario per la pianificazione, rendendolo più attuale, ma i tempi saranno quelli dello sviluppo rurale, quindi proroghe limitate, e quindi so che nella pianificazione forestale si è abituati a tempi abbastanza elastici, qui invece saranno molto più stringenti. Prevenzione e ripristino del potenziale forestale danneggiato, non mi dilungo, ho già evidenziato prima che accanto al ripristino abbiamo attivato anche l'azione di prevenzione. Ammodernamento e miglioramento aziendale è l'intervento che meno è cambiato rispetto al passato. Vi ritrovate un po' tutte le attività che c'erano anche in precedenza. Mi soffermo invece proprio un attimo sul sostegno per le risorse genetiche forestali. PNRR, Baia, altre iniziative, eccetera, si parla tanto di ripiantare, rimboschire, ripristinare, eccetera. Per fare questo ci vogliono piantine forestali, e la viveistica forestale, che è sempre stata per la maggior parte in Italia appannaggio pubblico, è verso in uno stato veramente di crisi. Quindi è necessario un rilancio che, a fianco dell'azione della viveistica pubblica, dei centri per la biodiversità pubblici, proprio ho esaurito il mio tempo. Allora, dunque. Vediamo un attimo, perché anche il mio è. Pronto?
Sono stata censurata. Vediamo. Tilt. Ok. La giornata nazionale per la riduzione del risparmio energetico. Dobbiamo gridare. No, ma ho saltato tutta la centralina. Ah, fantastico. Beh, ci sentite però da casa, non so cosa sente. Qua si sente lo stesso. Qua si sente lo Posso stesso. provare a continuare, ma veramente sono le battute conclusive. Quindi questo nuovo intervento... Questo? No. Questo nuovo intervento serve anche a coinvolgere il settore vivaistico privato. Queste nuove misure potranno accompagnare anche il coinvolgimento del vivaismo privato in questo rilancio della vivaistica forestale. Pacchetto nuove imprese, scusate, giovani è un refuso perché qua non si tratterà di giovani, si tratterà di nuove imprese che si attivano o convertono la propria attività per i codice Teco 02 e 16 con un premio di avvio all'insediamento e una modalità pacchetto con la misura obbligatoria da abbinare investimenti produttivi forestali e altri interventi facoltativi. Qua abbiamo scommesso su 2 bandi, speriamo di poter usare questa leva per rafforzare il tessuto imprenditoriale forestale. Infine, e qui chiudo, la cooperazione per lo sviluppo rurale vede 2 azioni di interesse forestale. Uno per l'incentivazione della costituzione di filiere del comparto forestale attraverso la creazione di accordi di foresta e filiere locali bosco-legno e una invece più di tipo di aggregazione della proprietà fondiaria, anche così sull'esempio di quello che si sta mettendo in moto con la costituzione di nuovi consorzi forestali per favorire l'associazionismo e far sì che la proprietà forestale, che come sapete è molto frammentata, raggiunga quella dimensione minima per poter essere assoggettata a dei piani di gestione e quindi a una gestione attiva e sostenibile. Con questo chiudo, scusate se ho sforato un po'. Allora, mi sentite voi mi sentite lo stesso? Adesso cercheremo di essere veloci, non abbiamo ancora finito, facciamo veloce, chiedo anche a chi risponde di essere abbastanza sintetico. Io leggo le domande e vi chiedo una risposta, in particolare rispetto alla questione strategia, risorse e interventi, quindi chiedo al dottor Contarina di rispondere a queste 2 domande. Relativamente all'intervento di sviluppo rurale SRA 30, pagamento per benessere animale del SN PAC, come mai la Regione del Veneto è una delle poche a non aver attivato nulla? Allora, mi sentite? Se... Non mi sentite? Il dottor Turetta è un po'... Dovete parlare forte, semplicemente voce alta, ma tenendo il microfono per chi si sta collegando in streaming. Allora, chiedo venia allo streaming se faccio rimbombare. Allora, la domanda è mal posta, nel senso che la domanda dovrebbe dire come mai la Regione del Veneto, diversamente dalle altre regioni italiane, non ha attivato 30 dei possibili interventi dello sviluppo rurale. Adesso, a parte la battuta, non me ne voglia chi ha posto la domanda, che mi è sfuggito il nome, chiedo scusa. Il tema è questo: abbiamo 824 milioni. Per capirci chiaramente, 824 milioni in termini di valore nominale equivalgono ai 1.561 milioni di euro valuta 2013 che stiamo terminando di usare per la programmazione 14-22. Nel frattempo però, rispetto al 2013, anno di riferimento degli 824 milioni di euro, un rincaro di almeno un 25-30%. Allora, per determinare una massa critica minimamente decorosa su una serie di interventi,
abbiamo dovuto restringere il novero, e questo è il primo motivo per cui molti interventi, non solo l'intervento per il benessere animale, già in sede della prima proposta strategica, e andiamo indietro di 2 anni fa, non sono stati proposti dalla struttura regionale. Per quanto riguarda il benessere animale, è vero che nella consultazione fatta sulla prima proposta strategica un soggetto tra i numerosi allora consultati del tavolo di partenariato, ricordo che sono 90 sigle, una sigla aveva segnalato l'opportunità di valutare l'attivazione del, non mi ricordo, del codice di intervento benessere animale. Stante l'indefinitezza in quella fase degli ecoschemi, abbiamo preferito valorizzare al massimo, spingere il parterre regionale a valorizzare al massimo l'eventuale partecipazione a un ecoschema che allora ci venne detto avrebbe interessato proprio il tema del benessere animale. Sinceramente, alla prova dei fatti, e non so però, ammetto, non conosco come stiano operando le altre regioni, quello che è venuto avanti successivamente ci ha confermato in questa scelta. Nel senso che, ricordo a me stesso, gli interventi di natura agroclimatico-ambientale dello sviluppo rurale devono prevedere impegni superiori scusate il gioco di parole, agli impegni degli ecoschemi. Ora, vedendo il contenuto in termini di benessere animale affrontato dall'ecoschema di riferimento, tanto per quanto riguarda l'aspetto dell'antibiotico resistenza e quindi della riduzione dell'uso degli antibiotici, quanto per quanto riguarda il pascolamento e tutti gli aspetti tecnici connessi al secondo livello, credo sarebbe stato veramente impegnativo definire un livello ulteriore a livello di sviluppo rurale, che sarebbe diventato probabilmente talmente elitario da avere un impatto veramente relativo e trascurabile, col rischio di spingere verso frontiere del tutto difficili. Allora, per queste ragioni abbiamo fatto questa selezione che, ripeto, non riguarda solo il benessere animale. Mi scuso se mi sono dilungato, ma perché questa risposta consente di capire perché non abbiamo scelto di attivare anche i restanti 30 interventi. 28 per l'esattezza, mi corregge il direttore di area, che d'altronde è direttore di area per qualche motivo. Grazie. C'è solo questo o ce ne sono altre? Me le può fare tutte, che così poi velocizziamo. Sempre da 15.000, funziona, da 15.000 a 600.000, un bel grattacapo su cosa consigliare alle aziende, soprattutto non sapendo i criteri di priorità, punteggi nuovi. Ci sono indicazioni? Infine, flavescenza dorata. Vorrei sapere se sarà previsto qualche sussidio per chi è stato colpito pesantemente da flavescenza dorata. Ottimo. Allora, cerco di andare veloce nell'ordine. Interventi sull'innovazione dell'agricoltura sociale, sì, rispondo per bocca del dottor Zannol, nel senso che sarà, per quanto possibile, per quanto coerente e compatibile all'interno dei pertinenti interventi di cooperazione. Per quanto riguarda la vicenda dell'amianto, allora, il tema dell'amianto, come dire, indiscutibile per la salute umana, è prioritario, eccetera. Lo tratteremo esattamente come in questa programmazione, quindi con la medesima percentuale di aiuto. Perché non abbiamo previsto l'aumento all'80% per ragioni di economicità complessiva, e perché comunque il tema dell'amianto, in maniera, come dire, aggiuntiva, complementare, non so, di ausilio, ad esempio è previsto nei bandi per i tetti fotovoltaici
a cui abbiamo fatto ampio rinvio all'inizio del PNR, laddove avete visto che il GSE è previsto per ciascun kilowatt di potenza da andarsi ad installare, nell'ipotesi di rimozione e ristrutturazione del tetto, un plafond unitario finalizzato a questo scopo. Quindi l'indicazione va ricavata all'interno di questo perimetro di opportunità. Criteri di selezione. I criteri di selezione verranno nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, verranno definiti. Non siamo ancora nella fase di presentazione dei bandi, siamo ancora fermi al complemento. L'ultima cos'era, scusa? Allora, flavescenza dorata. Ah no, sì, no, anche sulla spesa ammissibile relativamente all'entità minima e massima, i 15.000 euro, ovvero i 600.000 euro di massima per azienda agricola nell'arco dei 4 anni di programmazione, continueremo per evidenti ragioni, a maggior ragione per quello che ho detto prima, stante la scarsità delle risorse, continueremo ad applicarla come plafond di spesa di riferimento per le aziende. Per quanto riguarda la flavescenza dorata, passerò la parola al collega Zannol. Se la domanda è se dentro lo sviluppo rurale abbiamo possibilità di indennizzare i danni conseguenti alla flavescenza dorata, continuiamo a proporre un intervento di ripristino del potenziale agricolo danneggiato, però faccio presente, prima di passare la parola, che tra gli interventi del settore vitivinicolo finanziati dal FEAGA e lo sviluppo rurale, che può intervenire anche su spese, iniziative analoghe, è prevista dal regolamento europeo e dall'attuazione del PSN nazionale la demarcazione, cioè è deciso preventivamente a posteriori cosa va da una parte e cosa va dall'altra. La flavescenza dorata, patologia della vite, guarda principalmente all'intervento settoriale specifico, ovvero anche ad altri fondi integrativi nazionali, ma passo al collega dottor Zannol. Grazie. Allora, chiariamo questa cosa perché non vorrei che nascessero così, idee un po'... Sì, per carità. Allora, la flavescenza dorata è per regolamento. Gli indennizi legati alla flavescenza dorata, cioè per il ripristino del potenziale produttivo, per regolamento sono finanziati dagli interventi specifici per il settore vitivinicolo, ex Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo. Perché lì dentro, nella misura ristrutturazione e riconversione viticola, il regolamento dice che il 15% viene riservato a coloro che hanno subito danni e che devono estirpare il vigneto sulla base di una ordinanza. Quindi questo caso va gestito obbligatoriamente da quella parte. Dico anche che non si possono gestire casi, come posso chiamarli, casi di estirpazione volontaria legata alla flavescenza, cioè in maniera esplicita, ok? Perché rientreremo in questo caso. Non è che perché io dico che ho la flavescenza viene il servizio fitosanitario e mi dice sì, hai la flavescenza, puoi estirpare? No, quando arriva il servizio fitosanitario mi fa una ordinanza di estirpo. Non può dire puoi estirpare, perché non vale da un punto di vista giuridico. Quindi questi sono i casi che vanno negli interventi settoriali. Allora qualcuno mi dice, può pensare, bene, nel programma di sviluppo rurale allora andiamo a finanziare quelli che fanno un estirpo parziale, ovvero l'estirpo per singola pianta. Risposta, per carità, tutto è possibile, però la cosa non è attuabile per il solo fatto che, ad esempio, dovremo per ogni singola barbatella che va a sostituire la pianta che è stata eliminata perché ha sintomi, andare a garantire l'impegno del mantenimento di quella specifica barbatella, sto parlando del singola pianta, ok, in vita per un numero previsto di anni di impegno. Quindi capite bene cosa significa da un punto di vista, diciamo così, di gestione, sia da parte del viticoltore, sia da parte evidentemente dell'amministrazione che deve andare a controllare. Quindi diciamo che queste sono le condizioni da un punto di vista tecnico. Poi da un punto di vista finanziario faccio anche notare
che la disponibilità per quanto riguarda questo tipo di intervento è di 10 milioni. 10 milioni per tutto, quindi per tutte le casistiche possibili legate alla prevenzione e legate al ripristino del potenziale. Anche qui bisogna fare un ragionamento rispetto a quelle che sono le disponibilità e le priorità. Se ci sono altre linee di intervento lo andiamo a fare sulle altre linee di intervento, in questo caso lo andremo a fare sulla linea di intervento legata appunto agli interventi settoriali. Troveremo il modo, come abbiamo fatto anche con questo bando che adesso entrerà in attivazione dalla prossima settimana, nella ristrutturazione e riconversione, di facilitare coloro che sono comunque attaccati da flavescenza ma che non hanno nessuna ordinanza di estirpo. Più di così, da questo punto di vista, non è possibile fare, né da un punto di vista tecnico, né tantomeno da un punto di vista finanziario, perché insomma, stiamo parlando di 60.000 ettari, 70.000 ettari che possono essere oggetto di attacco, anche pensando che più o meno sia il 10% l'incidenza dell'attacco. Fate voi i conti di quanti centinaia di milioni servono per eventualmente indennizzare ovvero ripristinare quel 10%. Grazie mille. Allora, io ringrazio chi ha fatto la domanda. Per deformazione professionale non l'ho detto, per rispetto della privacy, ma mi dicono che si può dire, quindi ringrazio Matteo Filippetto dell'OP Vitello OP Vitellone, Sandro Montaniere di Anapia Veneto, società di formazione, e Federico di San Bonifacio dell'azienda agricola San Bonifacio, e Stefania Migliorini di Copagri Veneto, e Giovanni che non ha scritto l'organizzazione, quindi li ringrazio per questa prima tranche di domande. Quindi passo al dottor Lazzaro e leggo sempre le domande prima. Dottoressa Lazzaro, passo su... Sta in piedi, perfetto. Intanto leggo. Stefania Migliorini di Copagri Veneto chiede se un'azienda già in biologico compila deroga per acquisto sementi convenzionali prima della presentazione della DU collegata al bando SRA 29, può presentare il bando? Sarà soggetta a decurtazione premio? Questa è la prima. La seconda di... Una alla volta. Facciamo una alla volta? Però dovete essere veloci perché se no non ce la facciamo purtroppo. Allora, vengono fatte salve le deroghe attivate dall'azienda secondo la regolamentazione del biologico. Punto. Sulle sanzioni ancora non si parla, ancora da fare, ancora da definire il decreto nazionale sanzioni, che è un decreto legislativo su cui ci appoggeremo. Punto. Vado avanti. Prego. Attilio Bellinato, libero professionista, BCA 5 e 6. Qual è la differenza? Sembrano in sostanza la stessa cosa? Sì, non sono la stessa cosa. Hanno tutte e due un periodo di 60 giorni in cui non si deve lavorare il terreno. La prima è dedicata alla riduzione del rischio erosivo, e lì il periodo su cui devo appoggiarmi per la definizione dei 60 giorni è sostanzialmente probabilmente un periodo che andrà individuato tra il 1° di gennaio, scusatemi, il 1° di dicembre e il 31 gennaio. Diversamente la BCA, che è la 6, prevede la copertura del terreno con residui vegetali lasciati dalla coltivazione precedente, oppure la presenza di una vegetazione spontanea sul terreno, oppure la presenza di una vegetazione seminata. In questo caso il periodo è sempre di 60 giorni, potrebbe non essere lo stesso. Fine. Mentre Prego. per quanto riguarda l'8 chiede se aderisco a un qualsiasi ecoschema o a una qualsiasi misura a superficie del CSR, la deroga quindi non vale? La deroga non vale. Se io piglio la domanda unica quest'anno per le superfici aiuti diretti e poi ci faccio sopra un ecoschema, sono soggetto a BCA 7 al primo impegno della BCA 8. Se sopra ci faccio anche un H, sono soggetto a BCA 7 e BCA 8. Se sopra ho un pagamento 10, 1, 2 vecchio, sono comunque soggetto a BCA 7 e BCA 8. Ok? Quindi la deroga ce l'ha solo chi non aderisce a niente, né ecoschemi né sviluppo rurale. Vado avanti? Fa solo domanda unica. Ok. Sul CSR 2003-2027 non c'è anche un'azione per le aree umide? Sì, c'è un'azione per le aree umide, non abbiamo fatto tempo a parlarne. Ci sarà
tutto quel pacchetto che già conoscete, collettivo, consorzi di bonifica, con tutta l'attività di lavorazione, di piantumazione di nuove siepi e costituito dentro al fossato i 20 centimetri di acqua che corre per aumentare lo stato chimico ecologico dei corpi idrici di riferimento, comprese anche le zone umide e i prati a fianco delle siepi. Noi ne abbiamo parlato perché non abbiamo avuto tempo, punto. Grazie per la velocità. Pierguido Negretto di Confagricoltura Vicenza, 4% di terreni destinati a elementi non produttivi. Vi rientrano anche le capezzaglie destinate al passaggio di macchine agricole? Se sono definite margini dei campi di larghezza dai 2 ai 20 metri, sì. A far suo dopo se gliele tagliano metro per metro quando fanno i controlli, perché lì poi si sfora sul controllo, perché sono elementi molto lunghi e stretti, punto. Per chi beneficia della misura 10.1.2 del PSR 2014-2022, per il 2023 c'è l'obbligo di rotazione. Per il 2023 può seminare grano nella superficie destinata al 4% di non produttivi? No, l'abbiamo detto prima. Fine. Nicola Marconcini di Agronomi Associati, deroga annualità 2023 per BCA 7 e 8. Per chi ha aderito alle misure agroalimentari del PSR vecchio negli anni precedenti e gli impegni sono ancora in essere, la deroga è attuabile? Deve farlo. Ok. Tecniche di lavorazione ridotta del suolo. Come mai in questa nuova programmazione non sono stati stanziati finanziamenti per la tecnica di minima lavorazione? Per quello che ha detto il dottor Contaria in risposta alla prima domanda. Pochi soldi. Pochi soldi, il risultato pochi soldi. Giorgio Romaniglia Cur, sì, RJ di Giorgio Romaniglia Cura, azienda agricola di Mirano. Quali sono gli aiuti per un'azienda già biologica da anni, con siepi, fasce, tampone e boschetti situate in zona di rispetto per la laguna di Venezia? Quelli che abbiamo detto, cioè può fare la SRA 29, può fare la SRA 10, se ha il boschetto fa l'azione U2, se ha le fasce tampone fa l'azione 1. È vero che per tutti quanti rispetto al 2015, quando abbiamo aperto i bandi, in questa occasione ci sono i criteri di selezione che saranno anche territoriali. Punto. Giovanni Pozzato, fasce tampone, quanto sarà il contributo per metro lineare sulle fasce tampone già esistenti? Dove posso trovare questa informazione? Nel CSR regionale, alla fine c'è un allegato. No, è proprio nel... No, i premi si trovano in ogni scheda intervento, quindi in questo caso nella scheda intervento che descrive l'intervento SRA 10, le azioni pertinenti. Io non la vedo più. Arriverà adesso. Perché non c'è più, io non la vedo più. Maria della Francesca? Ecco, schemi e premi nello sviluppo rurale, condizionalità rafforzata, 4% incolto l'anno precedente, non mi è chiaro il concetto espresso. No, non c'è tempo purtroppo. Hai capito tu qualcosa? Puoi rispondere? Cioè, chi farà la domanda nell'ambito della BCA 7 e BCA 8 per gli ecoschemi, lei mi sembra che abbia detto... La BCA 7 e 8 è obbligatoria, quindi è condizione per accedere agli ecoschemi. Che dipende se lei è agricoltore attivo o no, perché se no all'ecoschema non ci accede. Per le cose poi tecniche magari fate delle domande specifiche o mandate una mail perché altrimenti non ne usciamo. No, il 4% è riferito all'anno in corso. 2023 adesso c'è una regola che definisce che io debba avere, se farò adesione all'ecoschema o se farò adesione alla misura H, devo mantenere un 4% della SAU a investimento non produttivo, incolto, d'accordo? Grazie mille. Passiamo la parola al dottor Zanol, questa è la domanda. Alessandro Spaudo. Oltre al biobed con contributo pari all'80%, nella stessa misura saranno presenti i contributi per l'acquisto di piazzole di lavaggio per le irroratrici o solo con la SDR 14 al 30%? In merito alle stazioni agrometeorologiche con modelli previsionali DSS, punteggio? Allora, sul biobed, allora
Oh mio Dio! Siamo tornati. Perfetto, benissimo. Sono stato io, ho la mano. Allora, sul biobed. Allora, sul biobed, il biobed ovviamente è un sistema di recupero delle acque e di come posso dire, gestione poi delle acque di recupero, di lavaggio. Cioè, mi sembra abbastanza evidente che se evidentemente il sistema biobed comprende anche il sistema di recupero delle acque, verrà considerato nel suo insieme. Quello che fa riguardo all'azione, quella legata al 30%, quindi delle piazzole vere e proprie, quella, attenzione, perché riguarda i condoterzisti, non riguarda le imprese agricole, mentre il biobed riguarda le imprese agricole. Sui DSS sono comunque degli sistemi e degli strumenti che sono funzionali alla riduzione di quella che è l'impatto e l'utilizzo dei fitofarmaci, per cui anche quelli in funzione del progetto verranno valutati se ammissibili o meno, come qualsiasi altra attrezzatura, tra virgolette. In questo caso sono attrezzature software. E parlava anche del punteggio. Punteggio non è stato ancora deciso, non è stato ancora definito nei suoi particolari e sarà oggetto evidentemente di ulteriori valutazioni. E altra domanda: importanza del consulente esperto nell'innovation brokering per la costituzione di gruppi operativi PEI Agri. Il bando è previsto nel secondo trimestre del 2023. Volevo sapere se sono previste le spese di consulenza con minimo 3 preventivi. È previsto un tetto di spesa? Spero di no, considerata l'importanza dei consulenti anche in queste fasi di avvio. Allora, sì, è vero che nell'ambito evidentemente dell'attività di innovation brokering, della consulenza, c'è bisogno eventualmente anche di soggetti esperti, però proprio perché si tratta di attività di innovation brokering funzionale poi alla costituzione di gruppi operativi, l'idea che noi ci siamo fatti e che noi sponsorizziamo assolutamente è quella di fare in modo che il consulente dell'innovation brokering faccia parte del gruppo operativo dell'innovation brokering, perché poi accompagnerà e continuerà ad accompagnare l'innovation brokering nell'ambito evidentemente poi dello sviluppo del gruppo operativo stesso. Punto. Ecco, qui si parla sempre del bando Innovation Brokering previsto per il secondo trimestre 2023, mentre l'attuazione del GO è previsto per il quarto trimestre. Chi parteciperà al primo non riuscirà quindi di conseguenza a partecipare anche al bando effettivo di attuazione del GO? Sì, è già successo anche nella passata programmazione. Il concetto fondamentale è che abbiamo scisso le due cose, nel senso che ci sarà chi non è ancora pronto e quindi dovrà passare attraverso l'Innovation Brokering, che avrà bisogno evidentemente di un certo tempo e parteciperà quindi al secondo bando. Chi invece è già pronto non fa l'innovation brokering e passa direttamente al quarto trimestre per quanto riguarda il primo bando. Le due cose non possono essere messe insieme perché hanno tempi diversi, perché ci sono situazioni diverse di maturazione di quelle che sono le attività. Lorenzo Zanini, intervento relativo al sostegno agli investimenti di attività extra-agricole. Verranno riproposti gli interventi di tipo 6.4.2 della programmazione passata, quali ad esempio attività di affittacamere e B&B? No, le attività che erano previste nella 6.4.2 legate al turismo non ci sono. La 6.4.2, come l'avete vista, è la misura che adesso è declinata come aiuto semplifico, ai condoterzisti. Perché questo? Sempre per una questione evidentemente di efficientamento delle risorse. Vuol dire perché la parte turistica, prettamente turistica, ha linee di intervento proprie per quanto riguarda il FESR e quindi ovviamente qui c'è una questione di risparmio di risorse principalmente. Enrico, Apicoltura Verona, è possibile sapere quali opportunità saranno date, un attimo che è diventato verde, agli apicoltori con i PSR, la misura H18? Allora, non è stata attivata la misura H18, anche qui è una questione legata a quelle che sono le valutazioni rispetto a tutto il sistema di sovvenzioni e di aiuti. Gli apicoltori hanno degli interventi specifici per quanto riguarda appunto gli interventi settoriali, quindi hanno una loro dotazione, hanno un programma nazionale che è declinato nei sottoprogrammi e lì ci sono tutti quanti gli aiuti e gli interventi per gli apicoltori. Ricordo peraltro che questi tipi di interventi, cioè l'intervento settoriale, ha avuto un congruo aumento, quasi raddoppiato rispetto a quelle che erano le disponibilità fino all'anno scorso, quindi gli apicoltori sono stati indirizzati e vengono indirizzati verso quel tipo di intervento e di aiuto.
Grazie anche per la sinteticità. Passo la parola alla dottoressa Maier. Federico San Bonifacio, azienda agricola San Bonifacio, la silvicoltura anche di pianura, come nel mio caso nella gestione di impianti forestali a ciclo breve e medio, potrà beneficiare anche di contributi del piano della gestione dei rischi? Ecco. Sì, trattandosi di piano della gestione dei rischi, lascio la parola al collega. Non che è di competenza. Semplicemente la risposta è no, perché non è di competenza. Non è che sia non di competenza, è di competenza, ma la risposta è no, perché le colture forestali non sono all'interno del piano gestione rischi, non hanno evidentemente copertura assicurativa. Esistono solamente per quanto riguarda il settore viovaistico, ma non le produzioni vegetali, chiamiamole di foresta, o anche arboree. Rivado sempre con lei, dottoressa Maier. Giorgio Romanini Iacur, quali vincoli per impianti di forestazione su terreni agricoli e per investimenti non produttivi? Allora, come richiamavo forse troppo rapidamente prima, imboschimenti in terreni agricoli danno origine a boschi veri e propri e quindi a vincolo forestale se sono fatti nell'intervento di impianti di tipo naturaliforme. Il vincolo forestale implica che non si possa trasformare l'uso del suolo senza autorizzazione e senza un'azione compensativa. Unitamente, per completezza, assieme al vincolo forestale vero e proprio, i boschi portano come fardello il vincolo paesaggistico. Quindi per la trasformazione di uso del suolo, per qualsiasi intervento che non sia l'ordinaria selvicoltura, serve anche un'autorizzazione paesaggistica. Questi sono i vincoli per i boschi naturaliformi. Non è nulla di diverso rispetto a quello che è già attivo nella presente programmazione. L'arboricoltura da legno invece è considerata reversibile a fine ciclo e quindi una volta finito il ciclo colturale può essere utilizzata e il terreno può tornare all'utilizzo agricolo. Nessun vincolo neanche per quanto riguarda l'agroforestazione, in quanto tra l'altro questa è un'attività che viene considerata compatibile con la copresenza dell'attività a seminativo, pascoliva, insomma con l'attività agricola, e permette anche la corresponsione dei premi PAC, primo pilastro. Ritorno a Zanol perché ci sono altre domande. Esatto, Luca Colla, Vivai Colla. Sono previsti interventi di aiuto per la ristrutturazione di edifici rurali oltre al bando di diversificazione in attività non agricole SRD03? Sì, allora io non ho declinato in maniera puntuale quelle che sono le tipologie di intervento. Dove non ho parlato delle tipologie di intervento significa che sono le stesse tipologie attuali. Quindi sì, per tutti gli interventi di ristrutturazione o nuova costruzione con i limiti che sapete, per quanto riguarda i fabbricati rurali ci sono, purché questi fabbricati rurali siano funzionali alla produzione agricola e sono nell'ambito, evidentemente, vengono raggruppati nell'ambito degli aiuti agli investimenti per le aziende agricole. Massimo Cavalli, Vagabond, investimenti per la diversificazione, nello specifico attività turistico-ricreative. I sostegni del CSR saranno rivolti solo ed esclusivamente a imprenditori agricoli o anche ad altri? Allora, per quanto riguarda gli investimenti per il CSR, è sì, nel senso che c'è la misura specifica della diversificazione in azienda agricola e solo gli imprenditori agricoli hanno la possibilità di fare diversificazione nell'ambito evidentemente dell'attività agricola, che conosciamo benissimo, proprio perché il CSR è focalizzato nei confronti evidentemente dei produttori agricoli primariamente. E poi andiamo alla domanda che era fatta all'inizio, perché tra virgolette gli altri, cioè le altre situazioni, trovano sfogo evidentemente in altri programmi. Zamboni, quali soggetti possono beneficiare dell'intervento SRG10, promozione di prodotti di qualità? Sono sinteticamente i consorzi di tutela, le associazioni di produttori, le organizzazioni dei produttori e comunque soggetti che sono collettivi, ok? E che hanno la disponibilità evidentemente del prodotto che vogliono promuovere.
Potranno accedere ai corsi di Sando Montagnera di Anapia, accedere ai corsi di formazione SR0H03 anche soggetti non agricoli ma intenzionati ad avviare un'attività agricola? No, nel senso che l'azione di formazione è indirizzata agli agricoltori ed è indirizzata ai soggetti, agli agricoltori, agli imprenditori forestali e ai soggetti e a chi lavora nell'ambito evidentemente dell'impresa forestale, ma in questo caso sapete anche che la percentuale di contributo viene diversificata ed abbassata perché questi sono piccole e medie imprese. Abbiamo cercato di essere velocissimi, siamo in ritardo di un'ora, lo sappiamo, però gli argomenti come avete visto erano tanti e c'è anche tanto interesse. Se non avete altro da aggiungere, io lascerei le conclusioni al dottor Comacchio per chiudere questa mattinata che in realtà apre 5 anni. Esatto, io direi che non ci sono delle conclusioni da fare se non dire che questo è il punto di approdo per quanto riguarda la definizione del complemento regionale per lo sviluppo rurale ed è ovviamente il punto di partenza per la successiva attuazione attraverso la definizione e dei criteri di selezione e poi dei bandi relativi alle diverse misure. Detto questo, non mi resta che ringraziare in primis tutti quelli che hanno avuto la cortesia di restare fino alla fine e la pazienza, anche quelli che sono ovviamente in collegamento. Devo ringraziare tutto il partenariato che ha seguito finora la fase di definizione della programmazione, che continuerà a seguirci nella fase di definizione dei criteri di selezione e dei bandi, e infine di nuovo un ringraziamento a tutti i colleghi che hanno così alacremente lavorato nella fase di scrittura e definizione del complemento e che ci accompagneranno anche loro da qui in avanti per la definizione dei provvedimenti attuativi. Ancora grazie. Io ne approfitto solo per ricordare giusto 2 date che poi le troverete: 13 aprile Rovigo, 19 aprile Vicenza, per presentare i primi bandi. Quindi segnatevi queste 2 date, comunque trovate tutto sul sito. E tutto qui. Grazie, buon fine settimana, ricordatevi del sondaggio e buona giornata. Grazie.